Ok, allora, buongiorno a tutti, prendiamo, mi siedo anch'io. Riprendiamo allora i lavori della sessione pomeridiana. Io sono Francesco Somaini della Università del Salento, anche se sono milanese di formazione pendolare tra la Puglia e la Lombardia. E sono grato a Gabriele Archetti perché io, sebbene da qualche tempo stia facendo qualche incursione tra VI e VII secolo, sono in realtà un basso medievista, non mi sono mai spinto più indietro della metà del 200 e quindi penso che sia così un atto di stima e di amicizia da parte di Gabriele avermi voluto coinvolgere come presidente di una sessione. Questo mi commuove e mi onora in particolare. Quindi sono qui più che altro per imparare. E cominciamo dunque con la sessione di oggi, che ha per titolo Strutture territoriali, società ed economia, però di fatto è in linea di continuità con molte delle cose che abbiamo sentito questa mattina e anche ieri in parte. E la prima relazione di Alberto Ricciardi dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, una telematica, forme di legittimazione del potere, un approccio comparato. Prego. Se riuscite a stare nei 20 minuti o meno, farò o anche sotto, se no dopo devo fare la parte del censore. Allora, bene, nel quarto libro dell'Historia Langobardorum Paolo Diacono racconta della fuga di Grimoaldo e dei suoi fratelli dall'accampamento degli Avari e di come uno dei fratelli di Grimoaldo avesse pensato di ucciderlo perché non cadesse in schiavitù, al che Grimoaldo aveva replicato di essere in grado di cavalcare, aveva chiesto al fratello di issarlo sul cavallo e si era dato alla fuga. Poco dopo Grimoaldo viene raggiunto da un avaro che lo cattura, ma il bambino, pur essendo bambino, riesce a ucciderlo con un colpo di spada. Dopodiché si ricongiunge coi fratelli, cito, dando loro con la propria liberazione e in più con la notizia dell'uccisione del nemico un'incredibile gioia. Un episodio simile lo ritroviamo nel Liber Historiae Francorum, una fonte franca, una cronaca franca composta intorno al 727 da un aristocratico del regno franco di Neustria. Qui troviamo Fredegonda, che è vedova e ha un bambino piccolo. Fredegonda deve far fronte all'aggressione di Chilperico II, che è re di Austrasia, che rivendica il controllo della Neustria, mettendo in discussione la discendenza regia del figlio infante di Fredegonda, dicendo che non è di stirpe regia. Questo bambino si chiama Clotario. Appressandosi allo scontro, Fredegonda fa issare sul suo cavallo il bambino, cioè Clotario, e tenendolo sull'arcione scaglia l'attacco contro gli avversari. E qui cito di nuovo la fonte: i Franchi irruppero allora sopra Austrasiani e Burgundi insieme con Fredegonda e il piccolo Clotario e massacrarono la gran parte di quello schieramento. In entrambi questi casi l'intento è quello di mostrare le precoci qualità militari di Grimoaldo e di Clotario, qualità che saranno poi alla base del loro successo, del loro prestigio come re dei Franchi e dei Longobardi, riconducendole appunto da un lato alla capacità di cavalcare anche pur essendo dei bambini, e la capacità di versare il sangue del nemico. La mia intenzione rispetto al compito che mi è stato affidato è quella di parlare di questi aspetti di legittimazione a partire essenzialmente dalle fonti storiografiche di seconda metà VII, inizio VIII secolo, non solo con un'analisi, comparata, ma anche prendendo in considerazione i cosiddetti miti di origine, i miti di origine delle popolazioni, che effettivamente fanno proprio la loro comparsa in questo torno di decenni. Abbiamo il 670 circa per il mito dell'origine troiana dei Franchi, raccontato nella cronaca di Fredegario, che sarà una delle cronache che useremo,
abbiamo la composizione dell'Origo Gentis Langobardorum all'altezza del regno di Pertarito, quindi quasi coeva 671-688, e poi una seconda versione del mito dell'origine troiana dei Franchi che troviamo per l'appunto, come ho detto, nel Liberi Historiae Francorum, che è un po' più tardi. Ovviamente a fianco di queste tre fonti principali occorrerà affiancare Paolo Diacono, perché, come è stato detto e ribadito più volte, senza non si può fare. Allora, sviluppo alcuni punti. Il primo in maniera un po' più ampia, che è legato alla configurazione socio-istituzionale raccontata nei miti di origine. All'inizio della loro migrazione le due popolazioni, cioè Franchi e Longobardi, non sono guidate da re, ma da capi che si caratterizzano anzitutto per il loro valore militare. Sono capi militari la cui cifra è sempre collegata all'abilità guerriera come forma di preservazione della libertà. Come è noto, Ibo, Raio con Gambara decidono di scontrarsi contro i Vandali piuttosto che versar loro il tributo, questo lo abbiamo nell'Origo Gentis Langobardorum, mentre invece negli altri due racconti di origine franchi la lotta è sempre contro l'impero romano, sostanzialmente, la lotta per la libertà. E dunque solo in una fase più avanzata della migrazione che i due popoli scelgono di darsi un re, e dunque in un quadro di relazioni in cui la dialettica popolo/esercito, popolo-esercito, e i principes, perché vengono chiamati o principes o duces questi capi, preesiste ed è sostanzialmente alla base tanto della fondazione di una stirpe monarchica quanto di quella di un regno. Se possiamo considerare questo tipo di dialettica come un principio legittimante la regalità di un individuo o di una stirpe, va subito sottolineata la differenza fra la società longobarda, in cui, qui stringo un po' perché è una cosa di cui chi mi ha preceduto ha parlato in maniera molto articolata, comunque una società in cui rileviamo una maggiore mobilità degli individui nell'accesso al potere regio rispetto a quella franca, in cui per 250 anni i re vennero scelti esclusivamente all'interno della famiglia dei Merovingi. Nel caso dei Longobardi questo tipo di spettro più ampio di reclutamento del potere regio si verifica per la coincidenza di due fattori. La prima è la possibilità di trasmettere la regalità per via femminile, quindi sposando una regina, che è un principio che invece le fonti franche assolutamente non conoscono, al punto che Fredegario per due volte per spiegare il passaggio di titolo regio da Autari ad Agilulfo congettura che siano padre e figlio. Per lui la logica è quella del rapporto padre e figlio. Il secondo aspetto che caratterizza la società longobarda, lo hanno detto benissimo Vito Lorè e i colleghi che mi hanno preceduto, è questa fondamentale conflittualità interfamiliare che è sostanzialmente collegata a una opposizione, soprattutto dell'aristocrazia ducale, a forme di prolungata trasmissione del potere regio, in particolare all'interno di un vincolo, di un legame padre e figlio. Questo perché nella logica delle dinamiche conflittuali un rafforzamento familiare implicherebbe un rafforzamento dell'autorità regia e quindi una minore autonomia del ceto ducale. Questo aspetto peraltro ci è testimoniato proprio dall'Origo Gentis Langobardorum, quando si dice che Vacco pose fine al regno di suo zio Cleffo dopo che per 3 generazioni il potere regio era stato trasmesso di padre in figlio. La presa del potere di Grimoaldo, ma qui appunto mi ci soffermo molto brevemente, risponde, io credo, a queste due dinamiche. Come è stato detto da Marco Stoffella, c'è un problema non solo di trasmissione del titolo, ma di scelta di una successione di tipo franco, cioè creare 2 regni e 2 re, quindi il problema dei 2 regni e dei 2 re si somma al tentativo di Eriperto di trasmettere il potere regio di padre in figlio. Quindi do per scontato le acquisizioni che sono state proposte da Stoffella. Diciamo che Grimoaldo in questo senso è sollecitato almeno da una parte dell'aristocrazia ducale, da un lato perché si vede in lui un re già compiuto, no? Garibaldo dice a Grimoaldo di venire a Precito
di venire a prendere in pugno lui stesso, che era maturo di anni, saggio nel consiglio e potente in forze, il regno dei Longobardi, perché i troppo giovani fratelli lo stavano mandando in rovina. Quindi un uomo più adulto, un uomo già fatto, un guerriero riconosciuto, è meglio di due re scelti con una procedura insolita, ma è soprattutto l'azione di Grimoaldo tesa a ricomporre sotto un solo re il vulnus istituzionale che era stato causato dalle scelte di Ariperto. Nella società franca, per contro, la lunga durata della dinastia merovingia dipende in parte rilevante dal fatto che i re venivano sempre scelti con il consenso dei cosiddetti potentes, cioè degli esponenti delle grandi famiglie aristocratiche dei tre regni in cui era diviso il regno franco. Da questo punto di vista la procedura che di solito veniva scandita era quella: un re designava un suo successore, lo associava, riceveva la conferma da parte dei potentes, da parte degli aristocratici, dopodiché alla morte del padre erano i potentes a eleggere il re, non era un automatismo diretto, tanto è vero che nelle fonti, nel Liber Historiae Francorum e nella cronaca di Fredegario, che come poi dirò sono probabilmente scritte in ambiente laico da famiglie laiche insieme con l'Origo Gentis Langobardorum per il regno longobardo, è il re che è oggetto dell'azione dei grandi, che sono invece il soggetto. Noi abbiamo continuamente la ripetizione di frasi, di formule che sono franci levaverunt o sublimaverunt o statuerunt su per sé il re tal dei tali. Quindi il re è l'oggetto dell'azione dei grandi. In questo principio di legittimazione del potere regio convivono due componenti. La prima è la consapevolezza dei merovingi che l'appoggio dell'aristocrazia era garanzia di continuità della stirpe e quindi del potere, anche in frangenti particolarmente concitati, cioè anche nelle fasi più cruente, più violente delle guerre, chiamate guerre civili di età merovingia, vengono comunque sempre scelti re appartenenti alla stirpe merovingia. Da un secondo punto di vista, dal punto di vista degli aristocratici, prevale invece una concezione del potere regio anzitutto come istanza superiore di regolazione delle competizioni familiari, delle competizioni delle grandi famiglie. Il re è cioè il garante ultimo di una politica di equilibrio attraverso la ripartizione delle ricchezze e del prestigio sociale e la loro redistribuzione sostanzialmente. Volendo quindi ragionare in un primo termine di comparazione con l'ascesa di Grimoaldo del Friuli, l'esempio più interessante che mi sembra essere quello di un altro Grimoaldo, questo lo chiamerò Grimoaldo il Franco per distinguerlo da Grimoaldo del Friuli. Questo Grimoaldo il Franco era figlio del maestro di palazzo Pipino I, Pipino di Landen. I maestri di palazzo erano, noi diremmo oggi, la seconda carica più importante dello Stato, sostanzialmente, dopo quella regia. Era una carica che proprio per la sua importanza era elettiva, cioè il maestro di palazzo veniva scelto in accordo tra il re e ancora una volta i potentes. Invece Grimoaldo riesce sostanzialmente a mantenere il potere di maestro di palazzo di suo padre, quindi a farsi trasmettere per via familiare, per via dinastica, quel titolo, ma soprattutto compie, una sorta di passo in avanti, cioè poco prima della morte del re, che in questo caso si chiama Sigeberto III, Grimoaldo riesce attraverso una macchinazione a far esiliare il figlio legittimo di Sigeberto III e a sostituirlo con un suo stesso figlio. Qui il dibattito storiografico è un po' complicato, ma diamo per scontato che comunque lo sostituisce con qualcuno che non apparteneva alla stirpe merovingia e che chiaramente era sotto il suo diretto controllo. La disinvoltura dell'azione di Grimoaldo il Franco lo privò del consenso dell'aristocrazia austrasiana di cui aveva praticamente goduto fino a quel momento, portò alla sua cattura sempre da parte dell'aristocrazia di Austrasia, che lo consegnò al re di Neustria Clodoveo II, quindi di fatto facendo entrare il regno di Austrasia, che in quel momento era in lotta con quello di Neustria, all'interno dell'orbita del regno di Austrasia, quindi unificando sostanzialmente i due regni, perché in Austrasia non c'erano più re. E sempre l'autore del Liber Historiae Francorum, che ha un atteggiamento
molto schietto nei confronti di congiure, tradimenti, uccisioni, commenta che Grimoaldo fu gettato in prigione, sto citando, incatenato e sottoposto a torture perché era passibile di morte per ciò che aveva fatto al suo re e finì per morire dopo un terribile supplizio. Cioè, quindi anche per l'autore del Liber Historiae Francorum, che scrive una cinquantina di anni dopo, quello è stato un atto che non era contemplabile. Da questo punto di vista direi che c'è un aspetto comune riguardo i criteri di legittimazione e delegittimazione, anche se spostato, diciamo, di piano istituzionale. Nel caso dei Longobardi il piano istituzionale è quello regio, è quello della continuità del potere regio di padre in figlio. Per la società franca invece il problema è se un maestro di palazzo cerca di tramandare di padre in figlio e poi addirittura di imporre un proprio re. Questo è un passo che non può essere tollerato e si arriva quindi alla sottrazione del consenso e all'uccisione. Sì, direi che sono in tempo, quindi tocco altri due argomenti molto in breve. Passo all'Origo Gentis Langobardorum, ricordando come proprio all'inizio viene posto l'accento sull'accordo fra Frea e Gambara per ingannare il dio Godan e far consegnare la vittoria ai Vinnili Longobardi. Quindi c'è un tratto comune sul conseguimento del nome di Longobardi e conseguimento della vittoria contro i Vandali, che deriva da un tranello sostanzialmente. Questo tratto dell'astuzia come strumento per vincere un conflitto senza spargimento di sangue da parte dei Longobardi connota in positivo Grimoaldo in quanto capo militare politico. In questo Paolo Diacono riporta due episodi molto importanti. Il primo è stato già citato ieri: lascia delle botti di vino in modo che i franchi che stanno compiendo un'incursione si ubriachino e poi li massacra senza nessun problema, e in un altro caso fa sfilare davanti ai legati degli Avari che si sono installati nel Friuli i soldati longobardi, facendoli cambiare ogni volta di vestito, di corazza e di armi, facendo credere che il suo è un esercito potentissimo, quando invece è un esercito risicato. A quel punto i legati degli Avari si spaventano e quindi la guerra termina senza spargimenti di sangue. Ecco, questo stratagemma, no, del far cambiare di aspetto è molto simile a quello delle donne longobarde che si sciolgono i capelli lungo la faccia per sembrare degli uomini. Quindi nella prospettiva longobarda sono in sostanza gli stessi avversari a scegliere di porsi in una condizione di debolezza rispetto all'avversario, cosa che invece non avviene per gli stessi inganni perpetrati dagli imperiali, che sono invece sempre inganni che fanno riferimento a una fides giurata che viene costantemente tradita, no? Caso dei fratelli Caco e Taso di Grimoaldo stesso. Ecco, questa componente non è constatabile né nei miti di origine né nelle cronache che li contengono da parte franca. Nei miti di origine, nei resoconti storiografici, appunto il Liber Historiae Francorum e Fredegario, l'aggressività franca verso gli avversari, che siano franchi o non franchi, non importa, non conosce forme di mediazione, mediazione onorevole basate sull'intelligenza o sull'ingenium. La risoluzione di un contrasto o di una guerra ha come opzioni o lo scontro campale o l'uccisione proditoria dell'avversario. Quindi queste forme di inganno moralmente corretto non esistono. La capacità di operare attraverso forme di alleanza politico-militare che passino attraverso il ricorso dell'aiuto di altri popoli è anche questo un elemento dirimente fra i rispettivi miti di origine. La migrazione longobarda conosce certamente conflitti con i Vandali, con gli Eruli, eccetera, eccetera, ma conosce, almeno per come ci è relazionata, anche forme di stanziamento pacifico, forme di contrazione di alleanze come quella degli Avari, che certo ha un andamento sinusoidale, ma è sostanzialmente un punto fermo nel mondo longobardo, tanto è vero che Grimoaldo lo sfrutta, e qui viene cito Paolo Diacono, perché lui, Grimoaldo, non volendo suscitare una guerra civile fra i Longobardi, quindi fra due schieramenti di Longobardi, chiese al Khan, re degli Avari, di venire con un esercito nel Friuli
contro il Duca Lupo e di eliminarlo in battaglia. Poi c'è tutta la descrizione di questa epica battaglia, ma a noi quello che ci interessa è il fatto che sceglie di risparmiare almeno una parte del popolo franco dalla lotta, appoggiandosi all'alleanza con gli Avari. Ancora una volta, nei miti di origine, nella storiografia franca, questo elemento non c'è. I franchi e i loro capi agiscono sempre in un'ottica conflittuale rispetto alle popolazioni confinanti, no? Nei miti si dice distrussero, devastarono, si spostarono da quella regione all'altra combattendo con tutte le popolazioni, non c'è mai un riposo, diciamo, da questa guerra. Dal punto di vista, dalla prospettiva degli autori di queste due cronache, le popolazioni confinanti a quelle dei franchi o sono sottomesse tramite il versamento di un tributo o sono nemiche o sono entrambe le cose. E aggiungo ancora una volta che nella prospettiva franca i re che ricorrono all'appoggio di un popolo straniero, chiamiamolo così, di un popolo esterno, sono da questo punto di vista delegittimati e sempre sostanzialmente votati alla sconfitta. Il caso del capo dei Bulgari che chiede, diciamo, asilo politico e che è stato citato varie volte attraverso Longobardo, attraverso Paolo Diacono come fonte, è esemplare, no? In Paolo Diacono c'è un resoconto, come dire, irenico, no? Lo stanziamento, le terre, entrare a far parte del popolo longobardo, il cambiare il titolo, eccetera, eccetera. Nella cronaca di Fredegario, questo stesso episodio attribuito invece a Dagoberto è descritto in maniera totalmente diversa. Viene detto che da principio Dagoberto fu incline ad accogliere i bulgari all'interno del regno, dopodiché, consultatosi con gli aristocratici, decise di farli sterminare tutti in una sola notte. Ecco, questo direi che è un altro bel paradigma da considerare. Ho finito, concludo, parafrasando una riflessione di Andrea Giardina: indagare l'origine di un mito di origine è un'operazione quantomeno avventurosa. L'origine di un mito delle origini altro non è che il carattere del suo primo manifestarsi, la ragione visibile del suo divenire un fattore attivo di storia e non soltanto un prodotto della storia. Fine della citazione. Visti in questa prospettiva e con un approccio comparativo, questi miti di origine e i testi che li riportano sono un prodotto culturale nel senso più ampio del termine, quindi anche con contenuti ideologici, politici e così via, che ci dimostra per la seconda metà del secolo VII, gli inizi del secolo VIII, l'esistenza di una aristocrazia che non era solo capace di agire concretamente sul piano politico e sociale, ma anche di riflettere sugli assetti del potere, dei conflitti, delle forme di legittimazione, anche riproiettandone le ragioni in un passato remoto o remotissimo. È un'aristocrazia in cui è ancora vivo l'uso del latino come strumento di comunicazione scritta, vi tralascio una parte specifica sugli aspetti linguistici, perché il latino è appunto ancora una lingua organica, ha i gruppi sociali che lo usano anche in forma scritta, sebbene nella versione, diciamo, un po' più appannata del VII secolo. Potremmo dire che si tratta di miti laici, scritti da laici e per laici, che non vivono in una situazione di bipolarità germano-cristiana o folclorico dotta, come si è spesso detto e sostenuto negli anni 70-80 del secolo scorso. Hanno invece un approccio dinamico e sperimentale nel ricostruire, contaminare, attualizzare questi racconti dei miti di origine, e concluderei dicendo che questa bipolarità, se proprio la vogliamo ricondurre, la possiamo ricondurre a Paolo Diacono, che scrive in un contesto completamente mutato, in cui sono gli ecclesiastici a detenere sostanzialmente il monopolio della comunicazione scritta, quando Paolo Diacono, prima di introdurre il mito dell'origine dei Franchi, dice che si tratta di una storiella ridicola e dopo averla conclusa dice si tratta di cose degne di riso e prive di ogni sostanza. Vi ringrazio. Grazie, interessante questo aspetto comparativo, come emergono, come dire, analogie su alcune vicende, no? Il bambino prodigio in qualche modo che legittima in questo modo Clotario o Grimoaldo una possibile ascesa alla regalità, i casi per certi versi speculari ma difformi come esito dei due Grimoaldi, uno l'usurpatore che anticipa di 100 anni Pipino ma gli va male e invece Pipino il breve ovviamente e invece Grimoaldo che riesce, come dire, come abbiamo anche sentito stamattina, nell'operazione di conquistare
il regno inserendosi nelle lotte tra i fratelli. E poi queste differenze nella costruzione dei miti d'origine mi sembra molto interessante, quindi grazie a questo approccio comparativo sempre utile, e proseguiamo senza indugi con Antonio Macchione, che vedo si sta avvicinando. Eccolo qua, ciao. Viene dall'Università della Calabria, ha studiato gli angioini ma anche cose longobarde, e ci parlerà di l'ordinamento militare, le armi, la caccia, la guerra. Grazie. Mi unisco anche io ai ringraziamenti all'organizzazione di questo splendido convegno. Che la guerra fosse una cosa seria lo dimostra la cura riservata ai cosiddetti giochi di guerra, coi quali, ad esempio, Teodorico addestrava l'esercito ostrogoto, come emerge dalle varie di Cassiodoro. In particolare dalla lettera inviata ai Goti nel 508, in cui esorta proprio ad educare i giovani alla guerra, ribadendo l'incompatibilità tra fortitudo ed otium. Tema che ritorna anche nello scritto al Comes Osuin, in cui sottolinea come fosse fondamentale imparare in tempo di pace tecniche e strategie da impiegare in battaglia. La guerra, tuttavia, aveva bisogno di uomini liberi, in grado di portare le armi e inquadrati militarmente sotto la guida di un capo di nobile stirpe. Il liber, o la locuzione libero homo, ad esempio, appare in 76 capitoli dell'editto di Rotary, mentre il termine exercitales ricorre nella legislazione longobarda soltanto 4 volte, in particolare il liutprando, per connotare un ceto di uomini liberi in diretto rapporto col re ed espressione della massima vis bellica della gens Langobardorum. Tale rapporto si configura come una connessione fra l'antico carattere etnico dell'exercitus longobardo e la successiva tradizione arimannica, rompendo il legame quasi meccanico tra arimannie e stanziamenti dei guerrieri longobardi. L'esercito, che rappresenta la spina dorsale dell'ordinamento sociale, è allo stesso tempo massima parte del popolo e della classe dei possessori. Una connessione tra dimensione etnica, apparato militare e costruzione politica assicurata dalla legge, che ha lo scopo primario di garantire la pace tra i Longobardi come popolo armato e dominatore nella penisola. La tara di questa tesi storiografica è non soltanto il cosiddetto scoglio etnico, ma quello più grande della gestione della memoria colta, che incide profondamente sui processi di fondazione e stratificazione identitaria longobarda. Le leggi, tuttavia, interpretano una tradizione che legittima il dominio longobardo in Italia senza esasperare il ricorso all'epopeo di eroi mitici, ed esse, in particolare, riflettono il carattere militare del regno, proprio stigmatizzandone la crescente complessità dell'impalcatura sociale. In particolare il corpus normativo di Astolfo mostra che i gruppi sociali più ricchi sono possessori di cavalli e i parametri economici di riferimento funzionali alla collocazione dei Longobardi nei vari ordini di combattenti. I possessori di 7 case massari, ad esempio, fanno parte della cavalleria pesante, che è il vero corpo di élite dell'esercito, a dimostrazione che nell'intenzione del legislatore l'efficienza dell'ordinamento militare deriva dalla perfetta organizzazione sociale in grado di fornire all'esercito ampie riserve di truppe corazzate e specializzate. Poi ci sono i negoziatores, mercanti riusciti ad accumulare cospicui patrimoni, anch'essi inseriti negli alti ranghi dell'esercito. Considerati tra i maiores et potentes, infatti, devono equipaggiarsi con il cavallo, la lancia, lo scudo e la corazza, mentre accanto ad essi si muove la pretola dei poveri liberi, che se hanno risorse sufficienti ad acquistare uno scudo, vengono inquadrati tra gli arcieri, al contrario sono esclusi dall'esercito. Tali norme tendono ad assimilare gli arimanni exercitales, i possessori, i negoziantes, riflettendo quell'organizzazione quasi moderna dell'esercito in cui, accanto alla massa dei combattenti, si ritagliano spazi, formazioni di élite e veri esperti della guerra, delle sue regole di ingaggio e della strategia. Astolfo riprende anche il concetto di arimannia come sinonimo di exercitales,
termine presente anche nel capitolo 44 delle leggi di Luttuprando, quando la struttura tribale del popolo esercito si era oramai notevolmente modificata a favore della progressiva territorializzazione del potere regio. Con riferimento ai negoziantes, invece, il loro inserimento nell'ordinamento militare appare come una spia significativa di come l'inquadramento militare rappresenti anche lo strumento per accelerare dinamiche di mobilità sociale, pareggiando il prestigio e l'onore dell'aristocrazia fondiaria, benché la carenza di addestramento nella pratica delle armi prudentemente ne sconsiglia l'utilizzo sul campo con l'armamento pesante difficile da manovrare. La complessità delle leggi culturali, delle leggi di Astolfo e il richiamo alla tradizione longobarda è la parte conclusiva di un processo che porta alla fine della classicità romana e alla nascita della civiltà del primo Medioevo permeata di cristianesimo. Una tappa importante di questo processo è tuttavia l'Editto di Rotari, 643, in cui le consuetudini longobarde si intrecciano alle tradizioni dei popoli italici, agli echi della raccolta giustinianea, e il termine exercitus, inteso come massa di guerrieri mobilitati per ordine del re e del duca, che è sotto il loro comando, ricorre soltanto 10 volte in 586 capitoli. L'editto riprende in parte i temi dell'ordinamento militare e scandisce il processo di acculturazione del popolo longobardo e del progressivo superamento delle tradizioni barbariche. Lo dimostra ad esempio l'imposizione di norme più stringenti per punire il reato di disobbedienza all'ordine di mobilitazione con un'ammenda pari a 20 solidi e limitando allo stesso tempo l'utilizzo della pena di morte ad alcuni casi speciali come la diserzione e l'adulterio, ma soprattutto agevolando la migrazione dell'uomo libero, Arimanno, e della sua fara, gruppo parentale di tipo militare, nell'ambito del dominio regio. Norme queste che scandiscono la transizione ad una giurisprudenza più evoluta attraverso la consapevole assimilazione di fonti bizantine, ma anche saliche, burgunde, bavaresi, alamanne e visigotiche, selezionate accuratamente e combinate tra loro. Del resto, destinatari dell'editto non sono più soltanto i longobardi, ma tutti i sudditi di tradizione romana e bizantina che risiedono stabilmente e si muovono nei territori longobardi, avviando quel processo per cui il principio della personalità del diritto cede progressivamente il passo a quello della territorializzazione. E proprio questo è il segno evidente che si avvia all'epilogo del lungo processo di elaborazione dell'identità longobarda, una trasformazione che sfuma l'egualitarismo arimannico nella coincidenza tra preminenza sociale e processo possesso dello status cavalleresco, una condizione che nel VII secolo, quello che ci interessa più da vicino, diventa la condizione da ostentare in vita e dopo di essa. A dimostrarlo i numerosi corredi funerari in cui le armi tipiche del corredo delle sepolture maschili, incardinano la funzione militare del defunto in base alla quale si enfatizzano tratti significativi della sua personalità militare, quale l'abilità nella razzia, la destrezza nella raccolta del bottino e il diritto a partecipare all'exercitus. In tal senso appare assai esemplificativo il caso delle necropoli di Vicenne di Campobasso, già ricordata ieri, dove ben 14 delle 40 sepolture edite contengono depositi nella medesima fossa di cavaliere e cavallo, entrambi bardati. In questo caso l'accoppiata rivelerebbe particolari influenze orientali e potrebbe trattarsi di un gruppo di nomadi con un particolare culto del cavallo, animale psicopompo, accompagnatore dell'anima nell'aldilà. Ma proprio l'analisi dei corredi, delle tipologie sepolcrali e delle consuetudini funerarie a rivelare possibili apporti delle popolazioni alloctone alle tradizioni funerarie e alla rappresentazione del potere dinastico nei territori longobardizzati. L'esempio di Vicenna è un indicatore eccezionale di come l'ideologia del potere del gruppo dominante dei cavalieri longobardi sia stato contaminato da questa ritualità di origine orientale. L'idea della guerra quindi assurge a una categoria politica e sociale, come del resto dimostra la vicenda del duca Grimoaldo. Questi, come abbiamo più volte ascoltato,
dopo aver assistito al tradimento dell'agenzia Longobardorum di Cividale, ad opera di Romilda, vedova di Gisulfo e Meretrix Nefaria, ritorna a Cividale divenendo uno dei più importanti sovrani longobardi. Che Grimoaldo fosse un capo militare audace e saggio, molto attento alle dinamiche di organizzazione degli ordinamenti militari, lo dimostra il fatto che tutta la sua vita è costellata da episodi in cui manifesta la propensione alla guerra, sin dalla giovane età, quando riesce a fuggire a cavallo da una Cividale occupata dagli Avari e ad uccidere il proprio carceriere. In poco tempo poi Grimoaldo riesce ad avere la meglio sulle truppe di Costante II, che avevano tentato di assalire il santuario nazionale dei Longobardi di San Michele al Gargano, sbaraglia quelle franche ad Asti e poi sconfigge ancora gli Avari, acquisendo il controllo delle vie di comunicazione verso le regioni periferiche del regno, a dimostrazione di come la strategia militare non fosse fine a se stessa, ma oramai un vero e proprio strumento di governo. Grimoaldo fu anche un buon legislatore, pur non occupandosi direttamente dell'organizzazione degli ordinamenti militari nelle leggi emanate, si possono cogliere alcune suggestioni circa l'inclinazione guerriera dei Longobardi. È il caso del riferimento al duello, pugna, una pratica per regolare i conflitti sociali, evidentemente mutuata dalle tradizioni giuridiche e barbariche, ma anche il riferimento ad una stratificazione sociale, a quella stratificazione sociale che contrappone il ceto dei poveri, dei liberi, dei servi o aldi che siano, a quelli di condizione più elevata, fatta di possessori di terre e case. In particolare è la norma che prevede la successione dei nipoti a richiamare la composizione tribale dell'agenzia Longobardorum, in cui i gruppi familiari venivano guidati dai duchi che incarnavano il doppio ruolo di guida politica e militare del gruppo. Nella vicenda di Grimoaldo ancora si coglie il nesso strettissimo tra caccia e mentalità guerriera, con riferimento al sistema educativo tradizionale come scelta di inculturazione per la trasmissione della morale guerriera. Del resto, in quanto fatto culturale, conteneva al suo interno aspetti ludici, la caccia conteneva al suo aspetto interni ludici e militari, rituali e pedagogici, ricreativi e agonistici. Grimoaldo, lontano dai campi di battaglia dove furor e ardore militare ne stigmatizzavano l'azione, si dedicava anche agli ozi di palazzo, esercitandosi nell'arte venatoria. E proprio durante uno di questi svaghi, 9 giorni dopo aver subito un salasso, ricorda Paolo Diacono, prendendo l'arco per colpire una colomba, si infortuna gravemente al braccio, da cui gli era stato in precedenza cavato il sangue. Una nuova emorragia mal curata dai medici di corte lo porta alla morte. Si tratta di un episodio da ascrivere alle disgrazie della caccia, come nei casi analoghi di Childerico III e di Lamberto Duca di Spoleto, su cui grava il sospetto di omicidio, come fa rivelare per questi ultimi 2 casi Liutprando da Cremona, ma anche per il caso di Grimoaldo, Paolo Diacono stesso, che ne dà notizia scrivendo che medici venenata medicamina supponentes. Un episodio, quello di Grimoaldo, che consolida l'idea di come la caccia sia un mezzo per ribadire l'ordine e non per allontanarsene, un ordine ricomposto dal cacciatore attraverso i gesti che definiscono la propria condizione sociale di guerriero. E quando il nuovo quadro economico e culturale venutosi a creare in Italia, segnato all'arrivo dei Longobardi, segnato dalla disorganizzazione del paesaggio, con una riduzione degli spazi agricoli e con la ricrescita di boschi e pascoli, modifica anche in senso gerarchico con l'organizzazione dell'esercito longobardo, la caccia, specie quella con l'arco, sovrappone il fattore economico al dato culturale, ribaltando il paradigma secondo il quale nelle antiche mitologie la caccia si praticasse soltanto attraverso il corpo a corpo contro animali feroci ed aggressivi. Ora invece proprio la disorganizzazione del paesaggio, la riduzione degli spazi agricoli, l'aumento dei boschi e delle foreste consente di spalmare l'attività venatoria su lunghi periodi come pratica economica di autosussistenza, cacciando anche animali meno aggressivi come cervi e pennuti.
La frequentazione quotidiana del bosco per queste attività, del resto, è sancita anche nella legislazione longobarda, in particolare nell'editto di Roteri, per ben 42 volte si ricorre il termine caccia e per 9 volte quello di falconeria. Una veloce analisi della legislazione porta dunque a seguire puntualmente il lungo processo di elaborazione dell'identità longobarda, fotografando una realtà sociale complessa e pluristratificata, in cui l'egualitarismo arimannico va a sovrapporsi, coincidendo spesso con ruoli di preeminenza sociali e col possesso dello status cavalleresco, una condizione che nel VII secolo diventa condizione da ostentare in vita e dopo di essa, come abbiamo visto dimostrano le fonti di cultura materiale, ma anche le cerimonie militari descritte in fonti agiografiche e cronachistiche, entrambe elementi della mentalità longobarda contaminata dall'influsso del mondo romano e da quello orientale. L'organizzazione dell'esercito, prima su base etnica e poi censitaria, quella della caccia e delle armi, sono 3 aspetti importanti per penetrare la cultura tradizionale longobarda e comprendere la dinamica evolutiva e in particolare anche utile a dimostrare la declinazione localistica di essa. È il caso, che verrà approfondito nel testo per gli atti, del rito della Sacra Arbor di Benevento, che dimostra in pieno VII secolo ancora il forte legame con le radici germaniche celebrate a scopo identitario. Un'identità che si fonda sulla concezione del popolo in armi, allentata via via grazie alle maggiori contaminazioni provenienti dal mondo italico. A Benevento la menzione della Nefanda Arbor è legata al ricordo dell'assedio di Costante II e alla potente intermediazione del vescovo Barbato, che miracolosamente libera i beneventani dall'assedio bizantino, ottenendone in cambio l'abbattimento. Miti e riti che ricompongono un immaginario collettivo che vive a sfuma in un nuovo ibridismo culturale in cui la forte componente etnica è ridimensionata dalla condizione patrimoniale che scandisce le tappe di nuovi itinerari di ascesa sociale. E seppur vero che la ferocia e la temperanza dei guerrieri longobardi per stirpe, si pensi ai cinocefali evocati da Apollo Diacono, rappresentano lo stigma della identità primigenia dei Longobardi in Italia, l'apertura ai valori romani e cristiani innesta in questa tradizione guerriera una dinamica di cambiamento che trasforma profondamente la società longobarda e i suoi ordinamenti militari. Grazie. Grazie Antonio. Mi sembra che emerga anche da questa bella relazione, come dire, questo connotato trasformativo di questo VII secolo che stiamo prendendo in considerazione, no? Dove si passa dall'egualitarismo arimannico, come lo chiami tu, che però non scompare immediatamente e che coesiste però con una progressiva differenziazione sociale che si vede nella costruzione del potere militare, nella caccia, come l'abbiamo sentito anche nelle relazioni di tipo archeologico, no? Abbiamo visto le staffe che stanno nelle tombe centrali delle necropoli, le spade, i rituali di inumazione, tutto quanto, insomma è un mondo che sta cambiando e questo secolo di Grimoaldo rivela sempre di più una sua centralità rispetto a questi processi di cambiamento. Bene, grazie anche per i tempi rispettati e adesso torniamo a parlare di Costante II, uno dei nemici di Grimoaldo. Ne abbiamo sentito ieri una lettura e oggi Vivian Prigent, che dirige la sezione medievistica dell'École Française di Roma, torna a parlarci di Costante II e l'Occidente bizantino. A te, Vivian. Grazie Francesco. Prima di tutto ringrazio gli organizzatori per avermi dato l'opportunità di parlare. Allora, all'inizio degli anni 660 l'imperatore Costante II lasciò la sua capitale per fare campagna in Occidente. Questa decisione fece sì che l'imperatore rimanesse a Siracusa per 5-6 anni, fino a quando fu assassinato nelle terme di Dafni nel 668. Questi fatti sono ben noti, stranoti, e dunque si potrebbe chiedere se sia ancora necessario tornarci sopra. Tuttavia, alcuni nuovi elementi emersi negli ultimi anni giustificano, penso, di farlo,
e sono invitato a farlo dunque, e saranno al centro della mia relazione. È stato giustamente sottolineato il carattere eccezionale della decisione dell'imperatore di sistemarsi a Siracusa, il che segna un riequilibrio del potere imperiale, nel baricentro dell'impero, verso ovest, anche se Eraclio aveva pure considerato l'opportunità di trasferire la capitale imperiale, in questo caso a Cartagine. In entrambi i casi il governo imperiale avrebbe visto il trasferimento in Occidente come una specie di ritirata strategica di fronte alle catastrofiche perdite territoriali subite in Oriente. Nel caso specifico di Costante II sarebbe entrato in gioco anche il desiderio di riaffermare il potere imperiale in Italia attraverso vittorie contro i Longobardi, per costringere il papato ad allinearsi alle sue posizioni religiose, il monotelismo di cui abbiamo parlato. Questo è la Vulgata. E questa dimensione italiana della politica occidentale di Costante II è già stata trattata da Luca ieri, e per la parte religiosa dal professore Bratos stamattina. E dunque mi concentrerò su altri punti. Ho sentito Luca ieri e ho riscritto la comunicazione in modo di non fare doppioni, è piuttosto complementare. Il primo punto che credo va sottolineato è che la decisione della spedizione occidentale non fu affatto dettato del desiderio di mettersi al riparo dell'avanzata musulmana o anche legato alle invasioni in Oriente. Infatti, alla vigilia della partenza, nel 661, sappiamo da una fonte armena che l'imperatore aveva appena ristabilito l'autorità imperiale nel Caucaso orientale, conducendo una campagna fino a Dvin, cioè in Azerbaigian. E torneremo più avanti su questa campagna perché ebbe conseguenze a Siracusa all'indomani dell'assassinio di Costante II. Alla vigilia della partenza per l'Occidente, Bisanzio controllava dunque gli altipiani del Caucaso, che era la chiave della difesa dell'Anatolia, era una spada di Damocle appesa sopra la Mesopotamia omeiade. La decisione di andare in Occidente non fu quindi una ritirata e un punto con esso correlato che ritengo essenziale è che dobbiamo abbandonare l'idea, molto spesso ribadita, che la presenza di Costante II a Siracusa abbia portato a un trasferimento della capitale. Le istituzioni specifiche dell'isola non furono toccate dalla presenza imperiale. Qui potete vedere un sigillo unico, ancora inedito, che documenta la sopravvivenza fino agli inizi dell'VIII secolo del prefetto dell'isola, cioè l'ex pretore, che era ancora in carica a Catania, come suggerisce la rappresentazione di Sant'Agata sul dritto della bolla, che è un unicum iconografico. Inoltre la zecca rimase a Catania fino alla fondazione del tema di Sicilia negli anni 690. La prima moneta con la scritta di Siracusa è 693. Questa zecca raggiunse l'apice della sua produzione durante il soggiorno dell'imperatore, ma allo stesso tempo alcune monete di stile costantinopolitano tendono ad indicare che l'imperatore giunse a Siracusa con un gruppo di monetari della zecca della capitale e l'attività parallela delle due zecche mostra chiaramente che il soggiorno dell'imperatore non comportò alcuna riforma istituzionale. Ciò non significa ovviamente che la presenza dell'imperatore non abbia portato a grandi investimenti e trasformazioni in Sicilia. L'archeologia ha infatti portato alla luce una serie di interventi nel tessuto urbano di Siracusa databili a questo periodo. Il più spettacolare di questi interventi è in corso di pubblicazione, uscirà tra poco, un'iscrizione che documenta il restauro dell'acquedotto di Siracusa sotto il regno di Costante II. Tuttavia è importante distinguere tra il restauro della città, affinché potesse ospitare la corte e l'esercito, e i cambiamenti istituzionali. Da questo punto di vista, il soggiorno di Costante II a Siracusa fu un non evento.
Secondo punto, l'importanza dell'Italia nella decisione di trasferirsi in Occidente deve essere messa in prospettiva. I Longobardi non rappresentavano una minaccia mortale per l'impero e l'Italia non era più abbastanza ricca da ritenere l'attenzione del governo. D'altra parte, con la perdita delle province meridionali e balcaniche e l'insicurezza cronica in Asia Minore, le ultime risorse reali e ben controllate si trovavano in Africa e in Sicilia. È qui che molto probabilmente si gioca la sopravvivenza dell'impero nel VII secolo. Sotto Eraclio la Sicilia aveva già sostituito per 10 anni l'Egitto come fonte di approvvigionamento della capitale. Quando all'inizio del regno di Costante II il califato riprese il controllo della Valle del Nilo, questo portò immediatamente alla riapertura della zecca siciliana. Allo stesso tempo, un sistema di requisizioni o vendite forzate, controllate dai famosi commerciari, fu esteso alla Sicilia, come testimonia questo sigillo del 654. Questo sistema fu lentamente perfezionato, come dimostrano queste bolle, di poco posteriore al regno di Costante II, bolle che menzionano un embolator. Il termine è un apax, ma si riferisce chiaramente all'emboli, cioè alle spedizioni di grano dall'Egitto a Costantinopoli. E queste bolle si trovano soltanto in Sicilia e a Costantinopoli, creando un nesso con la Sicilia, ma un nesso più chiaro è adesso dimostrato da questo sigillo apparso pochi mesi fa, sul quale troviamo il titolo Embolator, ma questa volta specificamente associato al nome della Sicilia. Quello è inedito. Furono dunque le risorse agricole occidentali che l'imperatore cercò per prima cosa di proteggere una volta stabilizzato il potere imperiale nella periferia caucasica. La situazione lo richiedeva a causa dell'avanzata delle forze islamiche verso il bacino centrale del Mediterraneo, grazie allo sviluppo di una marina che, fallito l'assalto diretto a Costantinopoli, 653, poteva sostenere gli eserciti che avanzavano lungo la costa, risolvendo il problema logistico. Sulle condizioni della conquista musulmana dell'Africa si sa ben poco, ma le ricostruzioni si basano su un presupposto errato, l'idea che questo vasto territorio abbia beneficiato di un comando unificato sotto l'autorità di un esarca, sul modello italiano. Si tratta di una costruzione storiografica e dobbiamo abbandonare l'idea che un esarca d'Africa sia mai esistito. Le fonti sigillografiche ci consentono di ricostruire un quadro, perché ci sono 1300 sigilli inediti a Cartagine che ho studiato, ci consentono di ricostruire un quadro amministrativo che era rimasto immutato dalle riforme dell'imperatore Maurizio. Qui vi mostro le bolle di 2 prefetti d'Africa, i 2 ultimi, a conferma che questa istituzione fu mantenuta almeno fino al regno di Costante II. Non entro nei dettagli della datazione, ma sono del regno di Costante II o Costantino IV. In ambito militare, la difesa si basava, sono inediti pure, in ambito militare la difesa si basava su 2 comandi regionali incentrati sulla Bisacena e la Numidia. Questi eserciti sembrano essere passati molto presto sotto il controllo di eunuchi del cubiculum imperiale, eunuchi che dominavano anche la Sicilia, dal VI secolo, e da cui provenivano anche molti degli esarchi d'Italia. Illustrerò questo fenomeno con i sigilli di un certo Euprasio, perché è molto famoso, è menzionato nel Liber Pontificalis come consigliere dell'imperatore Costante II per le relazioni con il papato. Inizialmente era un alto funzionario delle finanze, ma combinò ben presto questo ruolo con quello di Magister Militum delle truppe della Numidia. Dunque il sistema giustiniano era ancora in assetto.
Non è del tutto chiaro il motivo per cui gli eunuchi del cubiculum fossero così potenti in Occidente, ma credo che debba essere collegato alla politica patrimoniale di Giustiniano, che affidò al cubiculum i possedimenti dei Rigoti e Vendali, ponendo questo servizio a capo di risorse che, senza dubbio, divennero essenziali per il mantenimento dell'esercito nel secolo successivo. Comunque sia, le ricche province annonari dell'Africa erano ancora prive di un comando unitario, mentre la Sicilia non aveva forze armate, il che rendeva l'intervento dell'imperatore tanto più necessario in quanto il suo entourage più stretto, il cubiculum, vedeva minacciati direttamente i beni da cui traeva il suo potere economico e onde politico. In assenza di forze locali era necessario un intervento esterno e l'isola di Sicilia ci ha dato le più antiche prove documentarie dell'esistenza dell'esercito di manovra imperiale, l'Opsichion. Qui ho messo soltanto un sigillo, ma ci sono pure bolle in latino conservate in Sicilia. La spedizione, come sappiamo, si concluse nel sangue, perché Costante II fu assassinato nelle terme di Dafni. Terme a cui potrebbe riferirsi questo sigillo inedito conservato a Siracusa. Sigilli di bagni esistono nel corpus della sigillografia bizantina. Non sarebbe un unicum, ma c'è il nome di Dafni scritto lì. L'assassino fu un certo Andrea, da identificare con un membro di spicco del cubiculum, legato questa volta al figlio, a Costantino IV, il figlio di Costante. Fu un importantissimo ambasciatore, il cui sigillo lo rappresenta, che è una cosa rarissima. Il motivo di questo assassinio, che gettò inizialmente la corte di Siracusa in uno stato di stupore, è stato oggetto di molte speculazioni, ma di recente sono apersi alcuni nuovi elementi che ci aiutano a comprendere meglio la dinamica degli eventi. Il potere passò inizialmente al capo dell'esercito dell'Opsichion, di cui abbiamo appena parlato, un armeno di nome Mezzesios. La sua nomina a capo dell'Opsichion è molto interessante. Perché? Perché durante la grande campagna di Costante II in Azerbaigian, che ho già menzionato, il problema principale per l'imperatore era che la regione a nord del lago di Van, che consente di raggiungere Dvin, era sotto il controllo di un dinasta armeno alleato agli arabi, Teodoro Orstuni. Ma questa regione era in realtà il territorio tradizionale di un'altra grande stirpe armena, i Gnuni, come vedete, e è proprio alla famiglia dei Gnuni che appartiene Mezzesios. La nomina di Mezzesios a capo dell'esercito non poteva che facilitare la sua avanzata in questi territori strategici. Questa è probabilmente la ragione della scelta di Mezzesios. Torneremo dopo sulle conseguenze. In secondo luogo, la cronologia e il racconto degli eventi non sono ora più chiari. Il problema principale, come sapete, è la differenza tra il resoconto offerto dall'usurpazione dell'assassinio nelle fonti orientali e nel Liber Pontificalis. Il Liber Pontificalis che addirittura sbaglia anche il pontificato, spostando gli eventi alla metà degli anni 670. Il problema è stato risolto dal ritrovamento in Sicilia di questo sigillo che menziona il figlio di Mezzesios, perché una cronaca orientale, soltanto una, afferma che un figlio di Mezzesios di nome Giovanni, cioè esattamente quello che è scritto sul sigillo, tentò a sua volta l'usurpazione sotto Costantino IV. Inoltre questa moneta presenta un problema apparentemente insolubile. Raffigura Mezzesios, c'è il nome, ma nel costume tipico di Costantino IV, anche se il ribelle fu eliminato prima dell'introduzione di questa nuova iconografia imperiale, il che crea una poria numismatica. Inoltre un tesoro ritrovato a Siracusa associa queste monete di usurpazione, dunque, a monete di Cartagine coniate 6 anni dopo la morte di Mezzesio, il che è altrettanto impossibile. Non continuano a circolare le monete di un usurpatore. La soluzione risiede certamente nel fatto che non ci furono una ma 2 usurpazioni, quella di Mezzesio padre e quello di suo figlio.
il che spiega le due cronologie e i due racconti incompatibili della repressione. Avevo quindi proposto di attribuire le monete in costume militare che circolavano negli anni 670 al figlio che avrebbe soltanto ripreso il nome dinastico del padre. Adesso una recente scoperta conferma questa intuizione. Questo è il sigillo imperiale di Mezesios, scoperto in Africa, è l'unica testimonianza di legami tra Mezesio e l'Africa. Il costume, vedete, è diverso, è quello dell'ultima emissione di Costante II, il che stabilisce la continuità tra i due sovrani. Inoltre, i sigilli e le monete imperiali di questo periodo avevano un'iconografia sempre identica per facilitare l'identificazione del sovrano in assenza di leggenda. Vedete, non c'è leggenda sul sigillo. La differenza di iconografia tra il sigillo e le monete, unita al fatto che il costume militare compare solo sotto Costantino IV e che le monete erano in circolazione a metà degli anni 670, conferma che le monete sono da attribuire a Mezesios figlio. E questo risolve il problema dell'aporia numismatica. Stabilito questo, quale fu il motivo dell'assassinio di Costante II? Anche in questo caso, recenti progressi ci aiutano a comprendere meglio la dinamica. Tutti i manuali di storia bizantina citano il grande assedio di Costantinopoli, che sarebbe durato 7 anni tra il 674 e il 681. Tuttavia, è stato recentemente dimostrato che questo evento non ebbe mai luogo. Risulta di un errore del cronista greco Teofane che fraintese le sue fonti. Un assedio ebbe luogo, ma fu breve e deve essere datato al 669 e ciò pone l'assassinio di Costante II in una luce completamente diversa. Egli fu ucciso da uno dei principali consiglieri di suo figlio Costantino IV, al quale era stato affidato l'Oriente, alla vigilia di un grande attacco musulmano su Costantinopoli. È quindi molto probabile che una disputa sulla necessità di rimpatriare le forze dispiegate in Occidente abbia giocato un ruolo chiave nell'assassinio dell'imperatore. L'ultimo punto mi riporta all'inizio del mio intervento. Ho accennato al fatto che Mezesios fu nominato capo dell'Opsikion in occasione della grande campagna in Azerbaigian del 661. Adesso una fonte suggerisce che il suo predecessore, come conte dell'Opsikion, che fu dunque eliminato, fosse un certo Teodoro di Colonia. Questo personaggio apparteneva allo stesso partito del Cubicularius Andrea, il partito che sosteneva Costantino IV a Costantinopoli. Abbiamo dunque probabilmente due dinamiche che si intrecciano. Prima, l'assassinio di Costante II a favore del figlio Costantino IV per assicurare la difesa di Costantinopoli, rimpatriare le forze, e secondo, un tentativo di usurpazione da parte di un generale fedele a Costante II che sapeva che il suo rivale, Teodoro di Colonia, era uno dei favoriti del nuovo imperatore messo al potere dall'assassinio del padre. In conclusione, si può affermare che la decisione di Costante II di partire in Occidente non fu una ritirata strategica, ma la controparte occidentale di una politica orientale altrettanto attiva. Lo scopo della campagna non era tanto quello di liberare l'Italia, tanto quello di proteggere risorse agricole essenziali non soltanto per la sopravvivenza dell'impero, ma anche per l'influenza del cubiculum, cioè l'entourage immediato dell'imperatore. Tuttavia, il soggiorno a Siracusa fu un non evento dal punto di vista istituzionale. La spedizione si concluse con l'assassinio di Costante II, probabilmente a causa della crescente preoccupazione delle elite rimaste a Costantinopoli, che alla vigilia di un massiccio assalto musulmano alla capitale decisero di forzare la situazione eliminando Costante II a favore del figlio, il che sboccò ultimamente sull'usurpazione di Mezesio, uno dei loro avversari politici. Vi ringrazio. Caspita, Vivienne, hai fatto una relazione che ha, come dire, rimesso in discussione tutta una serie di punti. Come quale motivo lei usa il termine Azerbaigian quando quella è Armenia storica, le Sì, fonti sì. orientali usano
usiamo soltanto il termine Armenia. Tvin è attualmente ancora Sì. in territorio armeno, in Azerbaigian non c'è mai stato. Sì. Visto che è in corso attualmente la distruzione del patrimonio armeno da parte di un assalto sconsiderato del governo armeno, io credo che sia veramente inopportuno usare il termine che nel periodo in cui, diciamo, nel VII secolo non esisteva. Tvin è attualmente chiaro. il territorio della Repubblica d'Armenia. Sì. L'Azerbaigian non c'è stata mai. Signore, forse lei non mi conosce. Se pensa veramente che io possa essere sospettato di un qualche favoritismo, io faccio sempre attenzione e devo dire che non apprezzo molto l'intervento. Ne possiamo parlare dopo, perché io ho pure famiglia nelle zone di cui sta parlando, dunque posso dire di non apprezzare molto. Noi parliamo dopo. Sì, esatto, non era un aspetto interessante, ma no, invece della relazione, a parte questa incredibile capacità, vabbè, ma questo, come dire, conosciamo l'esperto di sfragistica e di numismatica, di riscrivere la storia attraverso le fonti dei sigilli e delle monete e soprattutto di arrivare a delle conclusioni veramente innovative da molti punti di vista, insomma. Certo, Grimoaldo esce da tutta questa vicenda, esce, come dire, come una figura un po' marginale, anche se la sua parte nel rovinare i piani di Costanzo II questo è vero, sì. sicuramente l'ha avuta. Però viene fuori bene, ma questo era già uscito ieri da molte relazioni, e oggi direi in modo, con questo intervento molto bene, insomma, la complessità di uno scenario geopolitico veramente in cui le influenze vanno dal Medio Oriente all'estremo occidente e sono tutte realtà intersecate che interagiscono e si relazionano. Comunque davvero Grazie. complimenti, molto bella anche questa cosa della non c'è mai stato un esarcato di Cartagine, l'hai buttata giù così, ma insomma anche questa è una novità, non c'è stato l'assedio di Costantinopoli. Penso che Francesco aveva intuito. Sì, no, voglio dire, però una serie di notizie importanti, quindi grazie davvero, molto bella questa relazione. Allora, in parte abbiamo anche già toccato il tema nella relazione di Macchione, sono emerse le trasformazioni del paesaggio in relazione alla caccia e di paesaggio torniamo a parlare in modo più specifico con l'intervento di Emilio Martín Gutiérrez dell'Università di Cadiz, se vogliamo dirla cattedratico, non ordinario, perché so che in spagnolo ordinario vuol dire una persona da poco, invece cattedratico si dice. Il titolo dell'intervento è Il paesaggio alto medievale e le sue trasformazioni. Grazie, buonasera. Vorrei iniziare il mio contributo ringraziando gli organizzatori del convegno, in particolare il professor Gabriele Archetti, per avermi dato la possibilità di partecipare. L'argomento che mi hanno proposto è senza dubbio molto impegnativo, già che dovrei riflettere sulle trasformazioni dei paesaggi nei secoli altomedievali. Poiché questo tema è così ampio, in questa sede ho deciso di mettere in luce il periodo visigoto nella penisola iberica, senza dimenticare però lo studio comparativo con altre comarche europee. Sin dall'inizio vorrei sottolineare che la mia linea di ricerca si è sviluppata sullo studio dei paesaggi medievali fra il XIII e il XV secoli. Ma nonostante ciò, ho voluto riflettere su questo periodo altomedievale caratterizzato da cambiamenti che da storico medievista mi sembrano molto interessanti. Nel quadro storiografico può essere indirizzato lo studio di 3 linee, e cioè insediamento, paesaggio, clima, che si intrecciano e fanno parte di una lettura complessiva.
Così, il primo tema su cui tenterò di porre l'attenzione è quello dei nuovi modelli di insediamenti che hanno portato all'organizzazione dei paesaggi in Occidente durante il periodo post-romano, come si evince, ad esempio, da 3 recenti sintesi fatte da Riccardo Rao, Iñaki Martín Viso e Jean-Pierre Devroy. Bisogna prendere in considerazione che il periodo post-romano è segnato dai cambiamenti politici, socio-economici e culturali sia nell'Europa occidentale sia nella penisola iberica. In questa ultima area geografica il sistema romano è stato sostituito da nuove strutture politiche. Comunque non si trattò di un episodio immediato, ma di un processo diacronico che durò dal 409 al 711. Oltre alla presenza di Vandali e Alani, gli storici hanno studiato il regno dei Suevi, il regno dei Visigoti e infine i Bizantini, che occuparono la faccia costiera sud-orientale nella cosiddetta provincia di Spagna. E poi la conquista islamica del 711 portò alla successiva promulgazione del Califfato di Cordova nel 929. Questo approccio, che ho appena descritto in maniera sintetica, ci mostra la diversità delle situazioni politiche, sociali e culturali e di conseguenza la complessità di elaborare una unica narrazione che copra il periodo post-romano. Questa osservazione è strettamente legata all'argomento che mi interessa in questa sede e a questo proposito vorrei subito sottolineare che ogni società organizza il suo proprio paesaggio. Fino alla fine del Novecento, i risultati delle ricerche sulla società e sugli insediamenti altomedievali, basati principalmente sulla documentazione scritta, hanno messo in luce sintesi ottime. Negli ultimi anni, questa prospettiva è stata riportata a nuova vita dagli archeologi, come hanno sottolineato ad esempio Carlos Tejerizo e Alessandra Chavarria. E vorrei subito sottolineare che uno dei maggiori contributi è stato quello di considerare le società contadine altomedievali come un oggetto di studio. Il contatto con le ricerche condotte in altri paesi europei ha permesso agli archeologi spagnoli di concentrare la loro attenzione sull'interpretazione di una serie di elementi, e cioè villaggi, fattorie, spazi produttivi, chiese, castelli e luoghi centrali. Sebbene si sia registrato un incremento significativo della produzione scientifica, ciò non significa che i problemi siano scomparsi, hanno semplicemente assunto una nuova dimensione. Enrique Ariño Gil ha evidenziato che mentre in alcune aree geografiche, ad esempio il Valle del Duero, il Valle del Tajo, País Vasco o Catalogna, il livello di informazione è relativamente accettabile, in altre, come Andalusia, Galizia o il Portogallo, il grado di conoscenza è significativamente inferiore. Nel momento in cui si riflette sull'insediamento è importante altresì tener presente l'impatto delle pestilenze, soprattutto quella della peste bubonica, i cui effetti si fecero sentire a partire dagli anni 40 del VI secolo. Sebbene sia ovviamente impossibile ottenere cifre che ci permettano di valutarne l'incidenza nella penisola iberica, gli storici hanno proposto un quadro complessivo che si basano sia sui modelli comparativi sia con quanto accaduto nel 1348. Il secondo tema prende in considerazione il concetto di paesaggio. Secondo Julio Escalona Monge o Margarita Fernández Mier, l'analisi del paesaggio è stata rinnovata attraverso l'archeologia e la geoarcheologia. Inteso come un elemento dinamico e organizzato dalle società nel corso del tempo, lo studio del paesaggio, come se fosse una rete,
solleva collegamenti politici, economici, sociali, culturali, perché, come direbbe Andrea Carandini, il contesto paesaggistico, che comprende l'organismo naturale, lo spazio agricolo o la struttura della popolazione, deve essere studiato diacronicamente e in base al lavoro degli uomini e delle donne. Per quanto riguarda i secoli altomedievali, mi sembra che sia opportuno allontanarsi da una lettura catastrofista che, segnata dalla caduta dell'impero romano nell'Occidente, sottolinea di solito che i paesaggi erano il risultato di un imbarbarimento che si manifestò attraverso l'arretramento dell'Ager e l'avanzata del Saltus. Invece, una nuova narrativa ha messo in luce la complementarietà tra le proprietà agrarie e lo sfruttamento delle risorse naturali negli spazi silvopastorali. Non bisogna scordare che la chiave di lettura del sistema, come sostiene Massimo Montanari, si basava sulla compenetrazione fisica e sulla integrazione economica che fanno sì che, cito, non esiste praticamente località, per quanto piccola, in cui non siano attestati boschi e pascoli assieme ai campi e alle vigne. Come è noto, il paesaggio è in evoluzione e non può essere considerato una realtà fissa nel tempo. Il suo dinamismo diventa un fatto motivato dai cambiamenti geologici, come ad esempio, come potete vedere in questa diapositiva, le odierne marisma del Guadalquivir, collegate all'antico Lacus Ligustinus. Per quanto riguarda la trasformazione dei paesaggi in seguito all'azione antropica, sono stati studiati attentamente i processi di disboscamento particolarmente significativi in alcune aree della penisola iberica. Ad esempio, nell'area di Barcellona, i processi di deforestazione aumentarono soprattutto sulle aree montuose e si registrò un notevole incremento della sedimentazione alle foci dei fiumi. Lo studio dei diagrammi dei granuli polinici ha evidenziato che nel V e il VI secolo ci fu una significativa deforestazione nei settori settentrionale e meridionale. Sulla base di questi dati si può affermare che ci fu un'espansione dell'attività di pascolo nell'area del delta del fiume Ebro e sui versanti costieri. Infine, il terzo tema riguarda il clima. I cambiamenti nei modelli meteorologici devono essere parti della narrazione perché tutte le civiltà agricole sono legate in modo indissolubile alle condizioni del clima. Come è noto, la documentazione contiene informazioni sia sui periodi di siccità o di forti piogge, sia sulle inondazioni o sugli eventi catastrofici. Le alluvioni del Guadalquivir, come quella dell'anno 828, che potete leggere in questa diapositiva in cui mi sono permesso di aggiungere una versione del testo in italiano, potrebbero essere un esempio significativo dell'interazione della società con l'ambiente. Insomma, come ha sottolineato Jean-Pierre de Broglie, dobbiamo tentare di riflettere su questa problematica e adottare nuovi approcci metodologici che ci permettano di pensare al pianeta Terra in termini di interazione fra il sistema climatico e gli ecosistemi sociali. Questa chiave di lettura deve essere presente nella narrativa affinché si possa sollevare una interpretazione diacronica e sistemica delle dinamiche socioambientali che si estende dall'optimum climatico romano fino alla crisi climatica del periodo post-romano. Le ricerche sul concetto di riparia negli ecosistemi sensibili, e cioè zone umidi, paludi, estuari, foreste, stanno fornendo interpretazioni rilevanti per quanto riguarda l'evoluzione del clima e il loro impatto sulle società. Nei prossimi minuti tenterò di riflettere sulle trasformazioni dei paesaggi urbani e rurali.
la perdita di centralità dei centri urbani come snodi di progettazione del territorio è uno dei punti centrali del dibattito storiografico. Non si tratta ovviamente di sostenere che le città sono scomparse, ma di valutare le loro capacità per quanto riguarda l'organizzazione del territorio. Così, secondo Riccardo Rao, ed è proprio su questo punto che il dibattito diventa più interessante, cito, malgrado la sostanziale continuità di funzione delle città nei primi secoli del Medioevo, il mondo urbano va incontro fin dall'età tardoantica a notevoli trasformazioni e talora persino a crisi. Nel corso del V secolo i primi passi verso una trasformazione vengono compiuti in diverse città peninsulari, come ad esempio Varsino, Tarraco, Emerita o Hispalis. I cambiamenti subiti dal tessuto urbano indicherebbero una riformulazione in cui spiccano una nuova valutazione degli spazi pubblici convertiti in luoghi di abitazione, l'emergere di una topografia cristiana, l'abbandono dei modelli reticolari, l'apparizione di un nuovo profilo urbano grazie alle mura e infine l'esplorazione di nuovi canali di comunicazione tra la città e il suo territorio. Dalla fine del VI secolo in alcune regioni peninsulari si osserva una fase di sviluppo urbano strettamente legata all'evoluzione delle aristocrazie urbane, che si concretizzò nella conversione di qualche città in sedi episcopali o nella fondazione di centri di governo, come Recopolis, forse situata sul Cerro dell'Oliva nell'odierna provincia di Guadalajara. Fondata dal re Leovigildo nel 578, Recopolis mantenne la sua importanza fino alla metà del IX secolo. Secondo Lauro Olmo Enciso, Recopolis fu un centro di produzione e di consumo, un esempio notevole di organizzazione statale e di struttura fiscale, che ovviamente esercitò la sua influenza sul territorio, concretizzata da un lato nella ridefinizione dello spazio attraverso la creazione di una nuova struttura viaria e dall'altro attraverso la creazione di nuovi insediamenti dedicati all'organizzazione dell'ambiente agrario. Grazie alla presenza di ceramiche al tornio e di prodotti importati, si può affermare che i villaggi e le fattorie situate in un raggio massimo di 4 chilometri erano collegati alla città. Secondo Luis García Moreno, gli insediamenti rurali avevano un paesaggio agrario sulla base della triade mediterranea, ma come detto, l'azione antropica trasformò gli ecosistemi. I disboscamenti effettuati nel VII secolo sono stati effettuati grazie agli insediamenti monastici e eremitici. Furono anche significative la creazione di terrazamenti agricoli, come quelle nei pressi di Santiago de Compostela, che modificarono gli ecosistemi e vennero collegate a nuovi modelli di insediamenti in alta quota e in grotta. D'altra parte, se si concentra l'attenzione sulle norme giuridiche visigote, ad esempio sul Liber Judiciorum promulgato da Recensvinto nel 654, si possono individuare i conflitti generati dal furto, dalla perdita del bestiame o dalla distruzione delle aree coltivate. Gli studi di archeologia condotti in diversi insediamenti del centro della penisola mostrano risultati che indicano la predominanza della fauna domestica, ovicaprini tra il 24 e il 48%, bovini con il 20% e equini con il 15%. Come ho accennato, negli ultimi 30 anni c'è stato un notevole incremento del lavoro archeologico che ha permesso di gestire un'ampia gamma di informazioni sui luoghi del potere e sugli insediamenti contadini. All'interno del primo gruppo vi è una varietà di insediamenti, i monasteri familiari fondati dai gruppi aristocratici,
i castra e castella situati in altezza e con mura. Ad esempio, per quanto riguarda l'insediamento rurale in altitudine, è stato sostenuto che sia stata motivato dalla fuga delle comunità contadine che cercavano rifugio in aree marginali nel sud e nel sud-est della penisola iberica. Il secondo gruppo comprende gli insediamenti contadini. Sebbene le loro visibilità siano minori nella documentazione archeologica, il loro studio ci ha permesso di approfondire le caratteristiche degli insediamenti rurali concentrati o dispersi. Uno dei punti chiavi del dibattito è quello della trasformazione dell'insediamento dalla villa romana al villaggio nel suo significato contadino, plurifamiliare e centralizzato nel periodo post-romano. Come è noto, questa trasformazione radicale è avvenuta fra il IV e il X secolo, in un contesto politico, sociale e economico che colpì diverse regioni dell'antico impero romano d'Occidente. Questo nuovo riorientamento comporta, come ha sottolineato Javier Arce, una serie di questioni tuttora oggetto di dibattito che riguardano, da un lato, il destino degli antichi proprietari e dall'altro se questi spazi erano condivisi da molti individui o da unità familiari. La diversità è anche presente nel momento in cui si analizzano i modelli evolutivi delle ville peninsulari. Tenterò ora di evidenziare in maniera sintetica un esempio situato in Catalogna. Secondo Jordi Roig, nel VI secolo è stata rivelata la sostituzione dei villai residenziali e produttivi da una rete di insediamenti di villaggi. Questo processo comportò un cambiamento significativo degli schemi insediativi per quanto riguarda, da un lato, i modelli di produzione e di sfruttamento e dall'altro il paesaggio rurale. È il caso, per fare solo un esempio, della villa di Font del Vilar, situata nella odierna provincia di Girona. Nella conclusione tenterò di mettere in luce 3 osservazioni generali per quanto riguarda la problematica presentata in questa sede. La prima osservazione, collegata con l'organizzazione dell'insediamento, punta verso il ruolo del contadino. Questo gruppo sociale è diventato l'obiettivo principale delle ricerche effettuate negli ultimi anni. L'importanza che gli storici hanno dato alle comunità contadine non deve farci pensare, come ha sottolineato Iñaki Martín Viso, a una sorta di liberazione contadina che porterebbe a una società egualitaria. La seconda osservazione si concentra sul concetto di paesaggio, inteso come uno spazio di incontro segnato dalla interdisciplinarietà. Un interessante filone di ricerca riguarda la legittimazione del potere attraverso la memoria. Così, ad esempio, il contesto paesaggistico giocò un ruolo importante nella rielaborazione del passato visigodo da parte del regno asturleonese. La terza considerazione assume come elemento centrale lo studio del clima. La storia dell'ambiente, intesa non come moda storiografica, ma come risposta ai problemi della nostra contemporaneità, è uno strumento adatto a affrontare la questione da un punto di vista diacronico. Credo che questo approccio sia un campo di azione su cui è necessario insistere attraverso proposte di sintesi globali basate su domande comuni. In conclusione, la consapevolezza dello studio delle interazioni fra insediamento, paesaggio e clima è legata a un proficuo scambio tra storici e specialisti di altre discipline scientifiche. Questa prospettiva evidenzia l'interazione della società con l'ambiente nei secoli altomedievali. Penso che sia necessario riflettere su questa linea di ricerca per evidenziare come una lettura storica si colleghi a una visione dei paesaggi in prospettiva ecologica. Sta solo da noi comprenderli e valorizzarli.
Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie davvero, mi sembra una relazione interessante anche dal punto di vista delle suggestioni di tipo metodologico. Cioè effettivamente intanto i paesaggi mutano, prima cosa, primo dato da tenere presente, e mutano per una serie di variabili che sono quelle climatiche, quelle demografiche, quelle anche geopolitiche, quelle sociali. E tutto questo, come dire, questi processi che incidono sulla trasformazione del paesaggio, l'abbiamo sentito sulla penisola iberica, ma il discorso vale naturalmente per qualunque contesto su cui ci si voglia applicare, richiedono, come dire, una interazione tra approcci disciplinari diversi, e questo secondo me è stato un bel esempio che ci hai portato. Quindi grazie e grazie. Allora, chiedo a Gabriele se dobbiamo fare ancora un intervento o facciamo una pausa. Sono le... ancora uno? Allora, Alessandro Di Muro, che non c'è. C'è? Ah, c'è un lettore. Allora, Alessandro Di Muro avrebbe dovuto parlare di persona di economia, centri di consumo e mercati al tempo di Grimoaldo, mentre non ci conosciamo. Cristian Colombo. Leggerà la sua relazione il dottor Cristian Colombo, sempre dell'Università della Basilicata, suppongo. Università Cattolica di Milano. Ah, Cattolica di Milano. Un lettore proprio così occasionale. Va bene, allora in bocca al lupo e ascoltiamo. È noto come la crisi del mondo tardoantico abbia conseguito tra i suoi esiti più appariscenti la scomparsa di numerosi centri urbani e rurali, soprattutto in Occidente. Il progressivo tracollo del sistema economico sul quale quel mondo poggiava il suo formidabile sistema infrastrutturale significò la fine di quell'articolato e multiforme apparato di servizi che l'impero aveva per secoli garantito ai suoi sudditi. Viabilità, porti, acquedotti, centri urbani ormai privi della manutenzione ordinaria assicurata dalle magistrature romane, almeno a partire dal V secolo. In alcune aree dell'Occidente romano, anche prima, iniziarono a entrare in una crisi irreversibile. La rete delle città, che rappresentava la dorsale connettiva dell'impero, ne fu particolarmente segnata e una sorte non molto diversa toccò agli insediamenti nelle campagne. Tale situazione, sommata ad altre cause interne ed esterne, produsse notevoli trasformazioni nelle economie e nei paesaggi urbani e rurali delle vecchie province imperiali. Possiamo affermare, ovviamente semplificando, che il colpo di grazia a ciò che rimaneva dell'agonizzante, almeno in Occidente, organizzazione sociale ed economica tardoantica, legata indissolubilmente al funzionamento del sistema mediterraneo di trasporti su lunga distanza, fu inferto sostanzialmente dal violento attacco portato dall'Islam all'impero romano, che tra la prima metà e la fine del VII secolo spazzò via gran parte di quanto rimaneva della un tempo colossale struttura di prelievo e distribuzione delle risorse imperniata sullo Stato. Tale evento favorì la genesi in Occidente e in particolare in Italia, dove l'invasione longobarda accelerò i fenomeni di disarticolazione già in atto, di una costellazione di regioni sostanzialmente sempre più isolate, annodate al cuore assediato dell'impero da precarie e malsicure rotte marittime percorse ormai quasi esclusivamente da eserciti, funzionari imperiali ed ecclesiastici. La natura, quanto mai risolutoria della documentazione scritta per tutto il VII secolo e, in particolare, per quella che possiamo definire l'età di Grimoaldo, costringe lo storico a confrontarsi in maniera serrata con il dato materiale e con i linguaggi propri della disciplina archeologica. E questo vale per la riflessione sulla società quanto sull'economia. Nella penisola italica la cessazione quasi totale delle importazioni dall'Africa e dall'Oriente di contenitori da trasporto e di vasellame da mensa nella seconda metà del VII secolo, anche in alcune aree ancora soggette a Costantinopoli, segna materialmente la rottura con ciò che residuava del sistema tardoantico di produzione e distribuzione delle merci e la riduzione della struttura economica ad una pressoché completa autarchia produttiva, se si esclude la sussistenza di alcuni circuiti interregionali, sempre più marginali, focalizzati su maggiori centri bizantini, generalmente lungo le coste.
Nel resto dell'Occidente, l'interruzione generalizzata del sistema di riscossione dell'imposta fondiaria, la relativa povertà dei sovrani, l'esiguità delle rendite e i mutati stili di vita delle elite guerriero-fondiarie conseguì la scomparsa quasi totale delle produzioni agrarie artigianali specializzate, un tempo funzionali ai raffinati gusti delle aristocrazie senatorie. La defunzionalizzazione delle grandi ville tardoantiche avviene significativamente proprio entro i primi decenni del VII secolo. Il punto più alto della crisi dell'organizzazione urbana, che le rare fonti scritte e le numerose indagini archeologiche convergono nell'indicare nel VII secolo, è un ulteriore indice delle profonde trasformazioni della struttura economica in atto. Limitatissima la circolazione di moneta. Gli indicatori più utili a valutare la consistenza e i mutamenti dell'economia nella seconda parte del VII secolo provengono dalle campagne. I decenni finali del VII secolo sembrano inaugurare la sperimentazione di nuovi modelli di organizzazione sociale ed economica, nei quali si possono cogliere segnali, per quanto timidi, di un'inversione di tendenza dopo secoli di crisi strutturale. È stato più volte sottolineato da Paolo De Logu come al tramonto del VII secolo sia possibile osservare chiaramente in Italia forme di insediamento rurale connesse a iniziative di pianificazione produttiva diverse da quelle che avevano caratterizzato il periodo precedente. In questo intervento ci si soffermerà brevemente su alcuni casi di studio che consentano, in qualche modo, di evidenziare due modalità differenti di organizzazione rurale operanti nella seconda metà del VII secolo nell'Italia longobarda, a sud come a nord, focalizzando l'attenzione sui modelli insediativi. Nel Ducato di Benevento, prassi originali di insediamento e di organizzazione del territorio emergono in maniera sempre più chiara dagli scavi condotti presso le vecchie ville tardoantiche. Qui le indagini archeologiche mostrano come modelli sociali ed economici nuovi si sovrappongono ai relitti dell'età antica, in una continuità che appare puramente materiale e topografica. In altri casi viene meno anche tale continuità, come, ad esempio, nel villaggio di San Lorenzo di Altavilla, Silentina nel Salernitano, o in insediamenti aperti d'altura quali San Giovanni di Clusa e nel villaggio fortezza di Roccavecchia di Pratella, lungo l'alto medio corso del Vorturno, oggi in provincia di Caserta. È certamente condivisibile l'osservazione generale di Paolo De Logu, secondo cui la riorganizzazione in Italia avvenne adattandosi a contesti territoriali e alle condizioni economiche locali, ma sembra resti da verificare l'ipotesi che tale movimento, in particolare a cavallo tra i secoli VII e VIII, abbia avuto luogo dapprima sotto l'impulso spontaneo di forze locali. A questo proposito andrebbe forse meglio precisata l'opportunità di distinguere caso per caso. Rimanendo al mezzogiorno longobardo, casi quali gli insediamenti di Faragola nei pressi di Ascoli Satriano in provincia di Foggia e di Barricelle nella Val d'Agri, provincia di Potenza, mostrano come la filiera della produzione e, forse, della distribuzione nelle sue modalità più articolate da una prospettiva dell'incidenza più profonda sulle strutture economiche dei territori, venissero già alla fine del VII secolo dirette da gruppi riconducibili agli strati sociali eminenti del Ducato beneventano, forse a livello più alto a Faragola, con ogni probabilità una curtis ducale, e da rappresentanti della nascente aristocrazia guerriero-fondiaria locale, in altri casi come a Barricelle. In questi due insediamenti, sulle rovine di ville tardo-antiche, poste lungo snodi di grande rilevanza nel contesto di una trama viaria regionale, nel corso del VII secolo si impiantarono centri residenziali e, al tempo stesso, produttivi, funzionali a rinnovate modalità di controllo e organizzazione del territorio e del lavoro, con ambienti spesso ristrutturati, dedicati ad attività differenti: metallurgia, rifusione del vetro, lavorazione della ceramica, depositi di derrate, allevamento, eccetera, praticate in ambienti separati, segno di una ricerca di specializzazione e razionalizzazione organizzativa dei processi di produzione. In parte analoga, la situazione emersa dalle indagini archeologiche condotte presso la vasta necropoli del Finocchiaro nel territorio di Lavello, provincia di Potenza, lungo il medio corso dell'Ofanto, non lontano da Ascoli Satriano, dove si sviluppò un rilevante insediamento altomedievale sul finire del VI secolo e attivo almeno fino alla fine fino al pieno VII secolo, probabilmente nei pressi di un vicus tardo-antico. Anche qui, come a Barricelle, il nucleo edemico appare polarizzato intorno a personaggi appartenenti all'elite guerriero-fondiaria locale, sepolti in armi, forse insediati sul sito di quanto rimaneva di una villa rustica, che ha restituito numerosi indicatori di attività produttive nelle fasi altomedievali. In questi casi, le dinamiche di rioccupazione delle lussuose dimore rurali romane o delle ville rustiche non appaiono collegabili all'azione autonoma delle popolazioni locali.
quanto piuttosto dirette dalle élite del ducato beneventano. Tali episodi non eliminano affatto la possibilità che altrove, in forme più semplificate, le modalità riorganizzative fossero caratterizzate da iniziative spontanee di gruppi locali non appartenenti alle nuove élite, come nei piccoli nuclei edemici sparsi della piana del Sele o dell'Irpinia, talvolta giustapposti alle rovine di ville romane, gravitanti per lo più intorno a minuscoli oratori rurali. Più chiara, da questo punto di vista, la situazione nell'Italia longobarda centrale, in particolare in Toscana, dove emergono numerose le esperienze di villaggi d'altura che si definiscono in forme nuove e, con ogni probabilità, senza alcun impulso dirigistico. Il caso di Poggi Bonsi nel Chianti, ad esempio, mostra come probabilmente sui resti di un'azienda di età gota si impiantasse nel VII secolo un villaggio di capanne, privo di indicatori di gerarchizzazione sociale, situazione che pare perdurare fino agli anni intorno alla metà dell'VIII secolo, quando si assiste alla costruzione di un complesso sviluppato intorno a una piccola corte con edifici abitativi e magazzini, identificato come segno dell'inserimento di un possessore o, forse più correttamente, di un suo dipendente preposto alla direzione e al controllo della produzione agraria. Qualcosa di analogo si riscontra per Montarrenti nel tornante tra i secoli VII e VIII. Si tratta di nuclei edemici d'altura accentrati al cui interno si evidenziano solo nel corso dell'VIII secolo chiari segni di gerarchizzazione sociale e presenza di ufficiali dei possessori di tali villaggi, residenti probabilmente in città. Modelli insediativi rurali diversi sono stati individuati nelle pianure dell'Italia settentrionale e sui rilievi prealpini. Qui, accanto ai castelli tardoantichi e altomedievali, che si configurano come centri intermedi tra città e insediamenti rurali nelle gerarchie del popolamento, spesso residenze di rappresentanti delle aristocrazie locali ancora tra VI e VII secolo, quali Monselice, Sirmione, Castelseprio, prevalente è l'evidenza archeologica relativa agli abitati aperti. Tra i casi meglio indagati si può indicare l'insediamento di Sacca di Goito nel territorio di Mantova, in un'area a forte vocazione agraria, nelle vicinanze di un importante asse viario. Un abitato che nel VII secolo appare controllato da un gruppo di guerrieri legati a un individuo seppellito insieme ad un cavallo, al fine di manifestare il suo ruolo di spicco nella piccola comunità rurale. Anche a Monbello Monferrato, in provincia di Alessandria, sono chiari per il VII secolo i segni di un'organizzazione insediativa gravitante intorno a un gruppo dominante di Longobardi, insediato probabilmente in un edificio quadrangolare costruito in quegli anni. I reperti, ceramica stampigliata, placche di cintura decorate in agemina e granati, tessuti con fili d'oro, qualificano il rango degli abitanti, identificati come membri di una ricca famiglia di possessori. Qualcosa di simile sembra si possa proporre per l'importante insediamento di Collegno, non lontano da Torino, lungo la via che conduceva nel Regno dei Franchi, dove accanto alla necropoli sono stati esplorati i resti di un villaggio sorto in età gota. La necropoli, di età longobarda, attiva tra la fine del VI e del VII secolo, evidenzia la presenza di un gruppo egemone, insediato forse su terra fiscale, caratterizzato dal possesso di armi deposte nelle sepolture, mentre l'indagine nel villaggio ha rilevato la presenza di abitazioni di differente tipologia e qualità del materiale, circostanza che parrebbe potersi interpretare come indizio di gerarchizzazione sociale analogamente a quanto riscontrato nella necropoli. Di grande interesse le indagini condotte nel territorio di Leno, area che potrebbe essere legata al fisco longobardo, come sembrerebbe indicare la fondazione del celebre cenobio di San Benedetto ad opera del re Desiderio nel 758, non lontano da Brescia, dove sono stati individuati numerosi siti altomedievali, databili a partire dalla seconda metà del VI secolo, che segnano una rilevante ripresa insediativa dopo secoli di spopolamento e abbandono. Precedenti tracce di frequentazione sembrano interrompersi con il III secolo, in una strutturazione insediativa caratterizzata da nuclei sparsi. Se i potenzialmente fertili terreni lungo l'Oglio dovevano costituire la principale fonte di ricchezza dei nuovi possessori, alcuni siti di Leno restituiscono l'immagine di una maggiore complessità dell'organizzazione del territorio. In particolare, in località San Giovanni è stato individuato un opificio per la rilavorazione di rottami di vetro attivo tra la fine del VI secolo e almeno i primi decenni del VII, quando, almeno in parte, vi si sovrappose un'estesa necropoli. Si tratta di nuclei edemici che evidenziano finalità differenti, eminentemente militari in alcuni casi, come a Collegno, nonostante in questo caso non manchino indizi dello sfruttamento agropastorale del territorio circostante,
più propriamente rivolte alla produzione in altri, come nell'esempio di Leno. Alla luce di quanto rapidamente tratteggiato sopra, sembra dunque che si possano distinguere almeno 2 macromodelli di riorganizzazione delle strutture economico-sociali nelle campagne del VII secolo avanzato, anche se per alcuni insediamenti i segnali di una ripresa sembrerebbero percepibili almeno agli inizi del VII, come nel caso di Leno, circostanza che porterebbe ad anticipare di qualche decennio l'attivazione dei fenomeni ben osservabili alla fine del secolo, connotati anche da articolazioni produttive che prevedevano la presenza di opifici specializzati, modelli sembrerebbe sincroni. Uno collegato all'iniziativa dei ceti eminenti, spesso del potere centrale, quando si possono osservare complessità organizzative altrove assenti, come con ogni probabilità a Faragola e Leno. L'altro riconducibile all'iniziativa dei gruppi locali. Una serie di fattori, che al momento rimangono per lo più opachi, determinò le scelte delle elite longobarde, in un contesto in cui la valenza strategica dei luoghi, in relazione al posizionamento lungo gli assi viari principali agevolanti i collegamenti con le sedi del potere, e le potenzialità economiche dei territori ebbero probabilmente un peso non trascurabile. La ripresa dei mercati e la progressiva monetizzazione della società che si individua negli anni immediatamente successivi furono conseguenza di questa prima riorganizzazione delle campagne dall'alto medioevo italiano. Tanto complimenti per la nitida e pulita lettura. Grazie. Quasi attoriale. La relazione di Alessandro è stata interessante, è partita, come dire, da un approccio pirenniano sulla rottura del VII secolo, però poi ha messo in evidenza tutta una serie di elementi di ristrutturazione del paesaggio ad opera di soggetti eminenti, possessores, attori variamente legati alla dimensione politica, è un aspetto. E poi sono emersi anche temi che erano già venuti stamattina nella relazione sulla viabilità nel Ducato di Benevento, in cui la centralità degli assi viari nei processi di ricomposizione del paesaggio e di ristrutturazione. Anche da questo punto di vista viene fuori un VII secolo in trasformazione, di nuovo, un mondo che sta cambiando da tutti i punti di vista, insomma. Va bene, prima della pausa Vivien aveva chiesto di poter rispondere in modo più articolato alla domanda e quindi gli cedo il microfono. Sì, anzitutto mi scuso di essermi arrabbiato, ma abbiamo tutti problemi in questa zona. Ok, allora forse lì c'è stato soltanto un equivoco. Abbiamo delle fonti per questa campagna, che è la vita siriaca di Massimo il Confessore e la storia degli albanesi del Caucaso. Questo dice che la campagna va fino in Media, cioè l'Atropatena, cioè l'Azerbaigian. Di questo non si discute. Quello che ho detto è che lui fa una campagna fino a Vin e in Azerbaigian, non Vin in Azerbaigian. Ma è vero che è un equivoco e non avrei dovuto arrabbiarmi, ma l'ho trovato un po' aggressivo nella questione. Dunque, abbiamo chiarito anche questo elemento. Allora, riprendiamo la sessione pomeridiana. Prima il dibattito sull'Armenia mi ha messo in confusione, ho saltato un relatore e ho chiamato Alessandro Di Muro, mentre avrei dovuto chiamare Maria Carla Somma, che chiamo adesso, che è professore di archeologia cristiana e medievale all'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara, e che terrà una relazione sul tema città e campagna, aspetti materiali, produttivi e culturali nei ducati di Spoleto e Benevento. Gli ultimi si siedano, facciamo sedere gli ultimi ritardatari. Ecco, prego. Grazie, buonasera a tutti. Io ringrazio molto dell'invito, di avermi dato questa occasione per questa relazione, quindi sia al professor Archetti che alla fondazione che ci ospita, e comincerei l'intervento visto che abbiamo tempi abbastanza stretti. Allora, il mio intervento prende le mosse dal personaggio che è al centro delle nostre giornate,
non per mero riferimento al tema, ma in quanto l'area di cui mi occuperò è legata a un evento di cui Grimoaldo è protagonista, raccontato dalle fonti, e ci permette, fatto assai raro, di collocare, le statue di Menzies nella concretezza dei luoghi e al tempo stesso di rilevare l'importanza non marginale di questi territori, nonostante la loro quasi totale invisibilità, non solo archeologica, come qualche tempo fa scriveva il mio collega La Salvia, ma mi azzarderei a dire storica. Eppure, sebbene per flash, al momento ancora apparentemente isolati, i territori appenninici che affacciano sull'Adriatico, ai quali farò riferimento, hanno goduto di una vitalità e di un dinamismo economico e culturale di cui si cominciano a cogliere i contorni grazie soprattutto a una ricerca archeologica sempre più attenta non tanto al singolo dato e al singolo reperto, quanto alla sua contestualizzazione nel più ampio quadro offerto da tutte le categorie di fonti. Nonostante la marcia da Pavia verso Benevento di Grimoaldo, almeno a detta dello stesso Paolo Diacono, non fosse stata priva di problemi legati alle tensioni interne del regno, senz'altro nella sua parte finale, per raggiungere il Sangro, dove risulta sostare prima di proseguire per Benevento, deve aver attraversato almeno parte del Ducato di Spoleto, intercettando probabilmente la Tiburtina Valeria per poi volgere verso sud. Questi territori, dal punto di vista delle infrastrutture, hanno goduto per tutto l'Alto Medioevo di una sostanziale continuità di tracciati, dettata dalla complessa morfologia del territorio che non ha mai lasciato spazio a grandi cambiamenti. La maggior parte di essi risale addirittura a età preromana, come l'ampia rete tratturale, in parte ricalcata dalla stessa viabilità principale. Si tratta di una viabilità volta a collegare un territorio molto complesso con i territori limitrofi, con tracciati di lunga percorrenza che hanno sempre visto transitare popoli, merci e culture. Ed è proprio dalla rete tratturale che possiamo cogliere elementi di interesse riguardo tanto la loro funzione primaria di collegamento sovraregionale, quanto di infrastruttura funzionale all'economia del territorio. Per il primo aspetto rimando all'importante e per certi versi unico e eccezionale contesto di Campochiaro Vicenne, le cui necropoli, al netto di tutte le problematiche legate alla ritualità funeraria, testimonia ancora dell'importanza strategica del controllo della rete strutturale e le attestazioni monetali che provengono dalle sepolture, come ben evidenziato alcuni anni fa da Ermanno Aslan, dimostrano il pagamento o il bottino di attività di razzia da parte dei militari stanziati nell'area, ma anche la varietà della moneta che raggiunge questi territori, emessa dalle zecche di Roma, Siracusa, Benevento e Ravenna. Studi recenti in area abruzzese hanno invece consentito di dimostrare la persistenza e in parte il rinnovamento di un'economia basata sullo sfruttamento delle risorse legate alla pastorizia e all'allevamento, collegate a forme di transumanza a breve raggio. Tra le acquisizioni più recenti segnalo quella proveniente dalla località di Collefreddo di Catignano nella Val Pescara, dove un insediamento rurale e materiale deperibile di età romana presenta anche una fase databile tra VI e VII secolo, legata alla presenza del vicino tratturo, con attestazioni di attività legate alla trasformazione del latte e forse anche alla lavorazione della lana, come lascerebbe intuire il toponimo Follonica presente nell'area in epoca successiva. A partire dall'VIII secolo è stato inoltre recentemente proposto, almeno per il Chietino meridionale, la ripresa di forme di transumanza orizzontale verso la Puglia, veicolata dall'azione del duca di Benevento Gisulfo, anche attraverso la fondazione del monastero di Santo Stefano in Raone, presso Vasto, posto alla confluenza di due importanti tracciati della via costiera, uno dei quali successivamente sarà interessato da quello che poi è noto come tratturo L'Aquila-Foggia. In questo quadro una revisione meriterebbe il sito di Peltuinum, attraversato dal tratturo, noto poi come Tratturo Magno, ricalcato dalla via romana Claudia Nova, e dal cui territorio proviene, purtroppo senza dato di contesto, uno dei pochi manufatti, tra virgolette, etnicamente caratterizzato di area abruzzese, una crocetta aurea rinvenuta in associazione con una cesoia e fili d'oro.
Tra i resti del teatro romano negli anni '80 del secolo scorso fu scavato anche un nucleo di sepolture con diversi oggetti in metallo di non facile interpretazione datati tra VI e VII secolo. Questioni di tempo non mi permettono di entrare nel dettaglio dei dati, ma elenco solo alcuni elementi di interesse. Gli scavi ancora in corso hanno evidenziato, sebbene in un'ottica di progressivo mutamento del quadro urbano, una strutturata continuità insediativa legata alla viabilità a tratturo che l'attraversava, con attività artigianali almeno fino al primissimo Alto Medioevo, tra cui quella della lavorazione dell'osso, su cui tornerò poi tra breve, del metallo e della lavorazione del materiale lapideo. Il territorio gravitante sull'abitato compare poi nelle fonti monastiche di VIII secolo, al centro della famosa disputa tra gli homines de Peltino e il monastero di San Vincenzo al Volturno, e risulta ampiamente sfruttato dal punto di vista agricolo, a partire probabilmente da un'ampia area di proprietà fiscale. Rimanendo nell'ambito delle infrastrutture del territorio, dati di interesse emergono anche dai contesti costieri, legati al sistema dei porti e degli approdi. Sebbene l'area costiera sia rimasta probabilmente più a lungo in mano bizantina e probabilmente integrata in maniera sistematica ai due ducati in modo definitivo solo dopo la fallita spedizione di Costanzo II, questa ha avuto senz'altro un ruolo principale economico per il periodo che ci interessa. I dati dagli scavi di Martinsicuro, Giulianova, Ortona, Vasto, ma soprattutto Pescara, permettono di attestare il funzionamento di questi approdi e porti ancora tra VII e VIII secolo. Limitandomi ai dati di maggiore interesse che vengono appunto da Pescara, pur essendo registrato un calo nelle attestazioni delle merci, si rilevano ancora comunque scambi ad ampio raggio. Un'importante testimonianza documentaria ci permette inoltre di conoscere il diretto coinvolgimento dell'elite longobarda nella gestione del porto ancora nel IX secolo, quando una parte del porto di Piscaria, così ormai era chiamata la precedente Ostia Terni, risulta nelle mani di Maio, un longobardo il cui nome è collegato anche a un'omonima fara localizzata a sud di Chieti. Da studi di taglio invece più territoriale e la revisione di vecchi ritrovamenti si è cominciato a delineare anche il quadro di gestione economica di alcune aree, come per il Teramano, storicamente legato alle Marche meridionali e integrato nella parte nord-orientale del Ducato di Spoleto. Qui il ritrovamento di alcuni piccoli contesti funerari con corredi ascrivibili al VI-VII secolo con materiali di tradizione germanica e bizantina e le ristrutturazioni di impianti a fini produttivi di alcune ville romane, come quella delle Muracche, già in età gota, e quella di Grasciano, la cui riconversione è collocata tra fine VI e VII secolo, portano ad ipotizzare una certa continuità dell'assetto insediativo con la rioccupazione di centri legati allo sfruttamento agricolo del territorio e alla trasformazione dei prodotti, che si protraggono anche oltre il VII secolo. In area teramana, sempre nella stessa area, quindi, i risultati degli scavi di Castelmanfrino hanno riportato alla luce un insediamento d'altura dai caratteri spiccatamente difensivi e cultuali e che doveva far parte del sistema di controllo territoriale legato a Casteltrosino, che dista da qui pochi chilometri a nord, e della Valle del Salinello, da cui transitava l'antica via Cecilia, che con la Salaria garantiva i collegamenti con l'area romana. In relazione con un edificio di culto con funzioni battesimali e una torre, la stratigrafia ha restituito una gran quantità di ceramica priva di rivestimento databile tra VI e VII secolo e, come vedremo, trova riscontro in altri contesti del territorio in esame. In questo caso, inoltre, l'individuazione di tracce di una probabile fornace potrebbe portare a ipotizzare almeno una parziale produzione di questo materiale in loco. Un significativo contributo al tema di questo intervento viene infine dai contesti urbani, per i quali è ormai chiaro il ruolo centrale svolto sia nelle fasi di stanziamento dei Longobardi che in seguito nella gestione del territorio, ruolo non solo strategico e amministrativo ma anche economico come centri di scambio e produzione di manufatti. Scavi di qualche anno fa alla Rocca di Spoleto hanno permesso di rimettere in luce, si potrebbe dire finalmente, tracce della prima presenza dei Longobardi in città,
con forme simili a quelle attestate per altri centri urbani che vedremo si trovano in parte anche a Corfinio. Edilizia abitativa e materiale deperibile, sepolture, presenza di edifici di culto. Tra i materiali rinvenuti in quest'area, oltre ad un unico elemento di cintura che possiamo definire come marker etnico, è stato recuperato un cospicuo contesto ceramico, la cui prima fase di formazione riguarda i secoli che vanno dal IV all'VIII, con una chiara distinzione formale di provenienza tra quelli che giungono agli inizi del VI e che trovano confronti con l'area laziale, ligure, e quelli invece riferibili alla seconda metà del VI fino all'VIII, con affinità invece con materiali di area toscana, in particolare senese, l'area abruzzese, ma anche con Brescia, testimoniando un netto cambiamento dei bacini di approvvigionamento o anche solo di imitazione, visto che non abbiamo al momento i dati archeometrici, che sembrano che dalla seconda metà del VI, inizi VII, sembrano privilegiare i contatti transappenninici tra territori sotto controllo longobardo. Gli scavi degli ultimi anni a Corfinio, in particolare nell'area del complesso valvense, il cui toponimo rimanda a quello di Valva, che identifica il suburbio meridionale del municipio romano di Corfinium, e al quale sono legate tanto la dignità episcopale a partire dalla seconda metà del V secolo, quanto il gastaldo longobardo attestato nelle fonti alla metà dell'VIII, hanno riportato alla luce alle spalle del complesso romanico un primo insediamento longobardo composto da capanne, almeno 2, all'interno di una fortificazione realizzata tra seconda metà V e VI secolo, sorta in relazione alla presenza di una tomba venerata. Questa prima fase viene poi obliterata dalla costruzione di un palazzo nell'VIII secolo, interpretato come sede del gastaldo. Anche qui, come si è visto a Spoleto, il dato ceramico, costituito da ceramica priva di rivestimento e anche dipinta a bande, permette di cogliere un netto cambiamento nelle tipologie formali tra il materiale ancora di tradizione tardoromana di IV-V secolo e quella invece che va dal tardo VI in poi, che trova quindi confronti con i materiali coevi della Val Pescara e genericamente del territorio abruzzese. È da rilevare in questo insieme di materiali la presenza di un'olletta dagli strati relativi proprio alla costruzione del Palatium, che presenta invece affinità molto strette con materiali beneventani datati al VII secolo, mentre un'altra olletta trova confronti con materiali provenienti sostanzialmente dalle sponde dell'Adriatico, entrambe le sponde dell'Adriatico, infatti confronti sia con Ravenna che con materiale di Durazzo, e che lascerebbero ipotizzare quindi ancora per questa fase l'importazione a Corfinio, probabilmente tramite lo scavo marittimo di Ostia Terni, di materiale di ambito adriatico. Il contesto valvense ha inoltre però restituito, scusatemi le immagini che sono proprio un po' da scavo, direi decisamente, della ceramica stampigliata ed elementi legati alla sua produzione, permettendo di riconoscere la presenza di un centro produttivo, come testimoniato dal rinvenimento di una fornace e di un modano, quello che vedete nella immagine, in piombo per la realizzazione dei punzoni per la decorazione impressa. Al momento purtroppo non sono noti nel territorio altri frammenti di stampigliata per poter valutare il raggio di diffusione dei prodotti corfiniesi. Con ogni probabilità questa tra l'altro non era l'unica produzione all'interno dell'insediamento, in quanto è stato rinvenuto anche in uno strato di riporto un lingottino in oro purissimo e la parte finale di uno strumento in ferro da identificare probabilmente come parte di un bulino. Porta quindi a ipotizzare anche la presenza di attività metallurgica di materiale prezioso. Vorrei infine porre attenzione su 2 categorie di materiali la cui diffusione nei territori presi in esame può rappresentare un ulteriore elemento alla ricostruzione del quadro produttivo ed economico della regione. Il primo riguarda i pettini in osso. Senza voler entrare in merito ai problemi connessi con la loro presenza all'interno delle sepolture, voglio solo sottolineare che nella generale povertà degli elementi di corredo ad oggi noti da questi territori, certamente un'eccezione è costituita proprio dai pettini, di cui alcuni di altissimo livello, come quelli di Casteltrosino o di Loreto a Protino.
Una tale diffusione denota l'esistenza di un ben strutturato sistema di canali commerciali che ne permettono l'acquisizione, ma non mi sentirei del tutto di escludere almeno una loro parziale produzione in botteghe locali, in considerazione di una ben radicata tradizione di lavorazione dell'osso fin dall'età ellenistica. D'altra parte, come ho detto prima, sia a Peltuinum ma anche ad Alba Fucens sono state ritrovate botteghe la cui produzione è documentata almeno fino al VI secolo. L'altra categoria di materiali riguarda la scultura altomedievale, dalla quale per l'epoca in esame rimangono alcuni significativi esempi che rimandano tanto agli aspetti produttivi, frutto di botteghe e artigiani itineranti, quanto alla trasmissione di modelli e cartoni che evidenziano ben chiari rapporti con aree del regno. Alcuni pezzi costituiscono un'esplicita testimonianza dell'esistenza di una committenza longobarda che manifesta il suo status con atti di vergetismo ad importanti luoghi di culto e che dimostrano di disporre di capitali da investire in queste opere. Un buon numero di questi pezzi presentano confronti strettissimi, tanto con l'area sabina che con altri contesti del Ducato di Spoleto, a partire dalla stessa sede ducale, dove si conserva una lastra reimpiegata nella chiesa di San Gregorio Maggiore, sicuramente frutto del medesimo cartone della lastra conservata oggi nella parrocchiale di Raiano, ma proveniente dalla vicina chiesa di Santa Maria di Contra. Inizialmente si era pensato all'influsso di maestranze spoletine nell'area valvense, ma ad una più attenta analisi è evidente che il processo è in realtà inverso, essendo il pezzo abruzzese molto più accurato nell'esecuzione e nella realizzazione dell'ornato, mentre quello spoletino evidenzia una più corsiva e poco compresa copia del modello. Da un centro non lontano da Santa Maria di Contra, Vittorito, provengono altri due pezzi, di cui uno molto simile ad un altro dalla chiesa di San Giovanni ad Insulam, invece in area teramana, e che trova confronti con prodotti dell'Italia settentrionale. L'altro pezzo che vedete presenta invece una delle rarissime firme di artisti noti per questo genere di manufatti, posta nello spessore della lastra che riguarda un Magister Ursus omonimo o non sappiamo se è lo stesso della famosa lastra di Ferentillo. Anche il santuario di San Vittorino ad Amiterno conserva alcuni pezzi significativi di quest'epoca, dai quali uno, sulla base dell'integrazione dell'iscrizione, è riferibile proprio a lavori fatti da una committenza longobarda. Secondo recenti proposte per i pezzi databili alla prima metà dell'VIII, si è pensato a maestranze attive in Italia settentrionale che attraverso la costa adriatica e poi seguendo i vari tracciati transappenninici si trovarono ad operare in diverse parti del Ducato di Spoleto, fino a raggiungere anche la Sabina romana, come attestano i pezzi di Antrodoco, ma anche di Santa Vittoria e Viconovo. La varietà, la numerosità dei pezzi e la loro dislocazione porta a ipotizzare l'attività forse di più botteghe, di cui alcune potrebbero essere state collocate in relazione ai centri principali, come sembrano attestare i casi di Valva e di Amiterno, dando luogo a centri di produzione stabili legati allo sfruttamento della pietra locale, visto che la maggior parte dei pezzi è realizzata appunto nel calcare del posto. Volendo tracciare qualche breve conclusione, le ricerche di questi ultimi anni ci portano a queste considerazioni. Lo stanziamento dei Longobardi in Italia centrale avviene seguendo le trasformazioni insediative che nella regione erano ormai avviate da tempo, almeno dal momento della presenza gota, in una linea tendenzialmente di conservazione degli assetti insediativi di epoca romana, di cui si potenziano e rafforzano i luoghi che garantiscono il miglior controllo strategico, non solo in senso militare del territorio, ma anche delle risorse intese nel senso più lato del termine, e lo dimostra il controllo della rete stradale, tratturale e portuale. Centrale risulta l'occupazione dei centri urbani, che dai risultati provenienti da Spoleto e Corfinio vengono precocemente occupati e sui quali si concentrano alcune attività produttive e nelle quali altrettanto precocemente si insediano le élite, come dimostrano la presenza, in relazione con esse, di sepolture di rango. Con l'VIII secolo queste presenze si materializzano anche con atti di evergetismo che sottendono una certa capacità di investimento e nonché l'attivazione di canali produttivi specializzati come quello legato alla scultura.
Gli studi sempre più approfonditi sulla produzione ceramica, soprattutto per l'arco cronologico compreso tra VI e VII secolo, evidenziano ormai con sufficiente chiarezza che la seconda metà del secolo VI costituisce un momento di transizione nelle morfologie ceramiche, ma è soprattutto la nuova rete di confronti che le lega tra loro a dirci che molto probabilmente sono i nuovi venuti che più o meno consapevolmente li hanno promossi, ma non in un'ottica di chiusura e ridimensionamento dei contatti commerciali e produttivi, bensì in un sistema ormai incentrato sulla nuova dimensione territoriale, intessuta però del patrimonio di esperienze e saperi pregressi. Per motivi di tempo ho solo incidentalmente fatto riferimento agli aspetti legati alla gestione e allo sfruttamento delle risorse agricole che necessiterebbero di ben altro spazio e su cui al momento i dati sono ancora troppo dispersi. Ma certamente anche da questo punto di vista i Longobardi operarono attivamente, con forme di insediamento capillare, in parte sovrapponendosi alle precedenti strutture, in parte creandone di nuove, come lascia intravedere la toponomastica con le numerose fare e altri toponimi di matrice germanica. Dai dati archeologici di cui disponiamo appare quasi sistematica la rioccupazione di siti rurali già interessati dallo stanziamento goto, mentre la presenza di piccoli nuclei funerari, che potremmo definire di cultura mista, fa pensare a un insediamento rurale piuttosto capillare ma numericamente esiguo. Saldamente in mano all'aristocrazia longobarda sono le ampie aree boschive che caratterizzano questi territori, identificate con il termine gualdo o con toponimi significativi come cavallari nell'area miternina. Le aree maggiormente connotate dal punto di vista agricolo fanno capo a curtes come quella di Ducale di Amiterno, della quale alcuni proventi sono devoluti al santuario di San Vittorino da parte dello stesso Duca di Spoleto. Un sistema di sfruttamento e gestione delle risorse di cui si ha ancora piena contezza nella documentazione scritta a partire dall'VIII secolo e che vede impegnati anche le principali cariche dei due ducati e negli ultimi anni dello stesso re Desiderio, che in questi luoghi, ha operato moltissimo da questo punto di vista. Vi ringrazio. Intanto scusami ancora per l'equivoco, no, invece la relazione mi è sembrata interessante, da questo esce ancora una volta confermata intanto questa centralità del controllo degli assi della rete viaria, per esempio il caso che portavi di Campochiaro Vicenne con queste monete di varia provenienza che fanno pensare che siano dazi o che sia bottino, comunque qualcuno da lì passava, sì, arrivava, passava e pagava o veniva derubato, e quindi c'è, come dire, un'importanza di determinate linee, strade o tratturi che poi diventano strade, e questo mi sembra un aspetto importante. Interessante molto anche il discorso su una dimensione portuale, seppure su scala non siamo in grado di capire di che dimensioni, però una realtà di scambi tra una sponda e l'altra dell'Adriatico che rimanda ad un aspetto di vivacità di questo contesto spoletino, longobardo-spoletino, e con proiezione anche verso sud, interessante. La cosa interessante, posso forse nella rapidità della relazione, che il principale porto dell'area è in mano longobarda ancora nel IX secolo, questo è dichiarato proprio, quindi è chiaro che si parla proprio delle strutture portuali, non di proprietà generiche, quindi è chiaro che c'è un interesse da parte dell'elite. E poi questo elemento di maestranze, cioè c'è una dimensione di produzione locale anche importante, di qualità, sembrerebbe questi pettini in osso molto belli, però con queste maestranze di cui parlavi settentrionali, che parlano quindi di una circolarità di esperienze economiche, di scambi, di contatti, che mi sembra che questo è un aspetto molto interessante. Quindi grazie ancora e continuiamo sollecitamente con la relazione di Gustavo Adolfo Nobile Mattei. Qui torniamo invece a un tema che in parte era stato toccato ieri dall'intervento di Florian Hartmann
sulla legislazione di Grimoaldo e l'intervento del collega che insegna all'Università di Bologna, storia del diritto medievale appunto all'Alma Mater, e con una relazione esplicitamente dedicata all'attività legislativa al tempo di Grimoaldo, quindi sentiremo cosa ci dirà. Ringrazio innanzitutto gli organizzatori e entro subito in medias res. La tradizione manoscritta delle leggi di Grimoaldo non si presenta del tutto avara. 7 codici ce ne riportano il testo in modo tutto sommato coerente. Per ragioni di tempo sarò costretto a tralasciare la problematica attribuzione del memoratorio de Mercedes Commacinorum, che alcuni codici riferiscono a Grimoaldo ed altri a Liutprando. Restiamo dunque nell'ambito di quelle legges che con ogni certezza possiamo riconoscere al nostro re. Il corpus delle leggi di Grimoaldo rappresenta uno degli ambiti meno esplorati dell'intero diritto longobardo. Compresso tra i 388 capitoli di Rotari e i 153 di Liutprando, esso si esaurisce in soli 9 articoli che non hanno mai riscosso particolare attenzione nella storiografia. Il nostro sforzo consisterà nel trarre qualche spunto di riflessione da una normativa esigua, ma non per questo banale. Anzitutto occorre sottolineare che, mentre Rotari promulgò l'editto nel contesto di una campagna militare, quasi per cementare il consenso, Grimoaldo approdò alla legislazione in una fase piuttosto avanzata del suo regno, solo dopo aver neutralizzato le minacce provenienti dall'esterno ed aver messo a tacere i principali oppositori. I suoi capitoli, infatti, risalgono al 668, data in cui il monarca si era già sbarazzato di Franchi, Bizantini ed Avari e continuava a consolidare l'egemonia in area padana e veneta. Di certo le vittorie ne avevano certificato la virtù militare e il singolare carisma. L'esercizio della potestà legislativa, quindi, sopraggiungeva a suggellare un'affermazione già maturata in battaglia. Elemento di forte valenza simbolica, esso era tuttavia maneggiato con cautela e nei margini di quanto consentito dal capitolo 386 di Rotari. In quella norma il primo legislatore aveva presentato la sua opera come trascrizione fedele di usi remoti, ammettendo qualche ampliamento pro comune omnium gentis nostre utilitatibus, ma precisando che ciò era stato sottoposto all'approvazione collettiva. La memoria trasmessa oralmente di generazione in generazione era stata la fonte di cognizione più copiosa cui aveva attinto l'editto, ed essa per sua natura era custodita dagli anziani. Ma oralità e memoria possono apparire sfuggenti quando si inizia a familiarizzare con la scrittura e ci si imbatte in dinamiche socio-economiche più complesse. Il re stesso aveva percepito il rischio dell'incompiutezza, intesa però non come insorgere di nuovi casi, ma in relazione all'esistente. Entro tali limiti era consentita l'integrazione, sicché il complesso normativo della stirpe doveva intendersi ermeticamente chiuso alle novità. Il capitolo 388 stabilisce l'irretroattività della legge per le cause que finite sunt e l'obbligo di osservarla per quelle ancora in corso. La formula torna quasi alla lettera nel prologo di Grimoaldo, insieme a diverse espressioni tratte dal capitolo 386. Il nesso tra la conclusione di Rotari e l'incipit di Grimoaldo è esplicito. Il nuovo re vincola la sua potestà legislativa a quanto precedentemente concesso, ricollegandosi alla retorica dell'operazione mnemonica. La continuità è finanche materiale, perché i nuovi articoli verranno redatti subito dopo quelli vigenti. In primo luogo bisogna rilevare che l'oggetto del ricordo, stavolta, non è costituito da leggi non scritte, ma da singole cause, parola dall'ampio campo semantico, ma che, messa in relazione al contesto, si riferisce senz'altro a una questione presentata e risolta in giudizio. Grimoaldo chiarisce che l'eredità giuridica di cui parlava Rotari non è solo una consuetudine anonima, ma è anche prassi giudiziaria. A ben vedere, però, la funzione legislativa non si esaurisce nella certificazione di prassi sorte dentro o fuori l'agone giudiziario. Il prologo di Grimoaldo contiene un fraintendimento che rivela una qualche tensione novatrice. Voluto o meno, il malinteso rimane indicativo. Il monarca dichiara di intervenire per correggere e mitigare il testo originario. Del resto, Rotari aveva francamente affermato di aver accresciuto l'ordinamento,
pari consilio parique consensum cum primatos iudices cunctosque felicissimus exercitum nostrum. Avendo rilevato degli abusi, aveva aggiunto ec nos moverunt presentem corregere legem et ad meliorem statum revocare. Specularmente, Grimoaldo procede al di là dell'inventio legum, trincerandosi dietro l'unanimità della valutazione e le sollecitazioni provenienti dal foro. Tuttavia, a ben vedere, la clausola con cui Rotary aveva concesso ai successori la possibilità di legiferare non contemplava affatto l'ipotesi di una lex dura et impia. Non consentiva, insomma, né l'aggiunta di un quid novi, né tantomeno la riforma dell'esistente, limitandosi a prefigurare l'inserzione di regole dimenticate e successivamente recuperate tramite inquisizio. In controluce, questo prologo fa emergere una diversa postura rispetto alla tradizione. Aggiungere, correggere, revocare. È comunque un approccio dimesso e non solo perché all'azione del re concorrono il parere degli ottimati e il consenso generale. L'iniziativa si compie deo propizio, giacché la memoria ha potuto operare soltanto annuente domino. Il formulario ripete quello di Rotary e richiama una visione provvidenzialista, senza però sconfinare nella pretesa ispirazione divina che rivendicheranno sia Liutprando che Ratchis, quest'ultima davvero capace di innalzare le pretese del re rispetto alla tradizione giuridica. Tra le pieghe di capitoli di Grimoaldo, tuttavia, si cela anche un altro tradimento. Alla pretesa di continuità fa da contrappunto l'utilizzo di materiale romanistico, pezzi di reimpiego incapaci di alterare nel profondo l'ordinamento longobardo, ma che non di meno testimoniano un'interazione sempre più stretta tra le due esperienze giuridiche. Se ciò traspare perfino nei capitoli promulgati da chi nutriva contra Romanos non mediocre odium, allora si impone una distinzione tra la romanità politica contro la quale il re si dimostrò irriducibile e la romanità culturale dotata di indubbio fascino. Con Grimoaldo siamo in una fase piuttosto acerba di tale trasformazione, ma se ne possono osservare i primordi negli interstizi della legislazione. Anzitutto lo stesso riferimento alla suggestio iudicum pare desunto da alcuni passi del titolo De Legibus et Constitutionibus Principum et Dictis, il che induce a sfumare contrapposizioni troppo nette tra l'onnipotente autocrazia bizantina e la debole regalità germanica. Nel corpus di Grimoaldo è possibile individuare 4 nuclei tematici, 3 norme sul possesso trentennale, 2 relative alle colpe dei servi, 1 sulle successioni, 3 sulle patologie della vita domestica. Rimandiamo allo scritto le disposizioni più complesse e soffermiamoci sul primo e sul secondo insieme, che restituiscono in modo efficace l'approccio del re. Anzitutto, Grimoaldo attribuisce valore al possesso trentennale, riecheggiando la Costituzione de Usucapione Trasformanda del 531. Si trattava di un testo importante con cui Giustiniano aveva finalmente abolito la secolare distinzione tra res in italicis solis e res provinciales. Ricordiamolo, prima che l'imperatore ne livellasse lo statuto giuridico, solo le cose situate in Italia potevano essere usucapite e dunque solo per esse il decorso del tempo poteva determinare l'acquisto a titolo originario. Le res provinciales, invece, non essendo oggetto del tradizionale dominium ex iure quiritium, non potevano nemmeno essere usucapite. Nel tempo però si era iniziato a concedere una forma di tutela meramente processuale, la prescriptio longi temporis, per cui il possessore poteva paralizzare la pretesa di colui che rivendicava il bene, eccependo il decorrere del tempo. Ciò non significava diventare proprietari, ma solo neutralizzare l'azione. Considerato che il meccanismo interessava res provinciales, è nelle periferie dell'impero che prese piede la prassi. Giustiniano ritenne obsoleto questo regime e pose come unico discrimine tra prescriptio longi temporis ed usucapio la circostanza che la prima riguardasse i beni mobili, la seconda quelli mobili, ma in entrambi i casi possesso prolungato e buona fede bastavano a determinare un effetto acquisitivo, per gli immobili nel volgere di 30 anni, per i mobili solo 3. Ad uno sguardo attento, Grimoaldo imita il regime del Codex in modo superficiale. Il decorrere del trentennio, infatti, non fa scattare un acquisto a titolo originario, ma determina un privilegio processuale in capo al possessore convenuto in giudizio,
che gode di una sorta di presunzione di legittimità. In termini romanistici, costui si limiterà a provare la possession, non il dominium. Dopodiché, siccome la disposizione di Grimoaldo non fa discendere dalla maturazione del termine l'acquisto a titolo originario, dovrà comunque difendersi dall'accusa di possedere malo ordine. Il privilegio consiste allora nell'escludere che l'attore possa pretendere il duello e nell'accordare alla controparte la purgazione per sacramentum, la quale varrà ad accertare la legittimità della situazione di fatto e dunque la proprietà. Le disposizioni di Grimoaldo mostrano quanto i Longobardi abbiano faticato nel concepire una tutela del possesso slegata dalla fondatezza del titolo. Tale nodo concettuale va messo in relazione con la Gewere germanica, intesa come rapporto materiale tra la res e chi la detiene, ma è anche vero che, per come risulta strutturato, il meccanismo messo a punto da Grimoaldo presenta qualche somiglianza con la prescriptio longi temporis di età classica, che, ricordiamolo, esauriva i suoi effetti nel processo senza costituire un diritto reale. Essendo stato un regime proprio dei fondi provinciali, bisogna chiedersi se i Longobardi possano averlo assimilato prima dello stanziamento in Italia, o al contrario se l'istituto abrogato da Giustiniano fosse già penetrato al di qua delle Alpi e poi rimasto negli usi nonostante la riforma imperiale. Del resto, lo ribadiamo, il dispositivo elaborato da Grimoaldo non pone freno all'azione di rivendica, ma semplicemente evita al convenuto l'onere del duello, senza per questo esimerlo dal giuramento. L'acribia filologica di chi ha saputo cogliere nessi sottili non deve capovolgere il vecchio mito della purezza germanica nell'altrettanto maldestro equivoco continuista. Una colonna di spoglio non rende romana una chiesa altomedievale, anche se le può conferire un certo gusto classico. La storia del diritto medievale non è sintetizzabile come il ritorno fatale alla purezza di Giustiniano ed è azzardato considerare le norme di Grimoaldo come una breccia nella tradizione, tappa necessaria di un processo che ha la sua ragion d'essere nella, cito, forza intrinseca della civiltà giuridica romana, come diceva a suo tempo Bruno Paradisi. L'altra serie di norme che vorrei sottoporvi indica come comportarsi nei casi più comuni di crisi coniugale. Il legislatore si mostra propenso alla conservazione del rapporto, ma siffatto favor matrimoni non si spinge fino a sancire un principio di indissolubilità. La severa lezione dei padri della Chiesa non è stata recepita integralmente e persino in ambiente ecclesiastico non mancano voci meno intransigenti. In particolare, un'interpretazione letterale del Vangelo di Matteo consentirebbe il divorzio per adulterio. Una Costituzione imperiale del 542 aveva fissato alcuni capisaldi che fungono da paradigma per il legislatore longobardo. Nel vietare il divorzio per mutuo consenso, Giustiniano aveva definito un elenco tassativo di ipotesi nelle quali uno dei coniugi potesse repudium mittere et dotem capere. Lo scioglimento del matrimonio veniva così concepito come una misura punitiva a richiesta e vantaggio dell'innocente. La legge dedica a marito e moglie 2 paragrafi distinti, ma le fattispecie contemplate apparivano per lo più speculari. Entrambi, ad esempio, potevano ottenere la dissoluzione del vincolo se l'altro avesse tramato contra imperatorem, ma è l'unica giusta occasio repudi che trascendeva la relazione coniugale, inconeando in essa il superiore interesse della Repubblica. Ambedue i coniugi potevano determinare la fine del rapporto se l'altro avesse rappresentato una minaccia concreta alla propria vita, insidia. Per quanto attiene l'infedeltà, le posizioni si diversificavano in ragione di quel doppio standard che caratterizza il rapporto di coppia in diritto romano. Il marito che deplora l'adulterium di sua moglie è abilitato a mittere repudium, ma solo allorquando il capo d'accusa risulti già provato in giudizio. Viceversa, cito, se il marito propose una causa per adulterio e non riuscì a provarlo, sia lecito alla moglie che lo desidera chiedere il ripudio a causa di tale calunnia ed inoltre il marito sia sottoposto a quelle stesse pene che avrebbe patito la moglie se l'accusa fosse stata provata. Un contrappasso finalizzato a scoraggiare le azioni più azzardate. D'altro canto, il mero tradimento maschile non abilitava la moglie al ripudio. Era necessario che l'infedeltà si traducesse in una relazione stabile. Come causa del ripudio, la donna poteva anche addurre il lenocinium di un marito che invece di custodirne la castità la sobbilava alla corruzione. Più restrittiva l'impostazione di Kinda Svindo, che negava in via generale il divorzio e le seconde nozze, con pochissime eccezioni.
Entrambi i coniugi potevano di comune accordo scegliere una vita consacrata e dissolvere il matrimonio. La moglie poteva lasciare il marito se questi la sfruttava come prostituta o si dimostrava masculorum concubitor. Lui poteva troncare il rapporto se tradito. In tal caso comunque restava la possibilità di una condanna che legittimasse finanche la soppressione della fedifraga. Una simile impostazione si ritrova nella maggior parte delle leggi dell'epoca, più o meno larghe circa le cause di ripudio. Rotary aveva stabilito che laddove una moglie tramasse contro la vita del coniuge, sit in potestate maritide ea facere, quod voluerit, formula tanto generica da ricomprendere senz'altro la morte, ma ragionevolmente anche il divorzio. Tuttavia l'accusata poteva negare l'addebito e a quel punto la famiglia di origine avrebbe potuto difenderla o con giuramento o con un duello. Il vincolo del sangue tornava a farsi sentire in simili occasioni. Ed anzi, si può dire che la decisione di sostenere o meno la donna giocava un ruolo cruciale per le sue stesse sorti. D'altra parte, l'alienazione del mundio da parte del padre o del fratello non comportava il definitivo allentamento della solidarietà parentale. Il mundio era potestà, ma anche responsabilità di protezione. Se chi lo acquistava ne avesse fatto cattivo uso, l'interessata avrebbe avuto il diritto di tornare nella casa di provenienza e commendarsi alla corte del re, in alternativa. Ciò si verificava sia se il titolare avesse attentato all'integrità fisica della protetta, sia se ne avesse infangato l'onore, calunniandola di adulterio o definendola strega. In tutte queste ipotesi l'uomo aveva facoltà di discolparsi, affermando di non aver commesso il fatto e conservando così la sua sovraordinazione. Qualora il mundoaldo fosse anche marito della donna, come accadeva di regola ma non per necessità, perdere il mundio poteva implicare lo scioglimento del matrimonio, perché la donna aveva facoltà di tornarsene a casa. A ben vedere, Rotary non era stato esplicito circa i presupposti che legittimavano il ripudio. Tuttavia, doveva essersi formata una prassi costante se Grimoaldo, 25 anni dopo, si limita ad evocare il requisito della culpa legittima, senza avvertire il bisogno di specificare altro. Il legislatore proibisce il ripudio ingiustificato e ancor più considera una nuova convivenza come oltraggio alla famiglia della dimissa. Invero non si pronuncia sulla validità di un eventuale secondo vincolo, ma c'è ragione di pensare che esso sia nullo o comunque subordinato alla valutazione della prima moglie, che può scegliere se ripristinare la convivenza o se rientrare nella famiglia di origine. A colei che viene abbandonata senza motivo si concede la facoltà del divorzio ob fornicationem mariti ed il recupero delle sostanze. Ma quando anche la donna decidesse di preservare il connubio, la decadenza dal mundio opererebbe comunque come sanzione per il marito infedele. Resta da osservare che la composizione di 500 solidi sanziona la gravità di un'infrazione tutt'altro che irrilevante o ristretta alla sfera privata. Vi faccio ricordare che oggi Antonio Macchione ci ha detto che la diserzione dall'esercito veniva pagata con 20 solidi. Qua stiamo parlando di 500 solidi. In gioco c'è l'amicizia tra casati e dunque la pace interna alla gens. Ciò suggerisce un'estrema cautela nel procedere al ripudio. Un dissidio domestico non è mai solo una crisi di coppia. Il capitolo successivo, De Crimen Uxoris, rivela che le macchinazioni e l'infedeltà rappresentano due ipotesi ormai tipiche per legittimare il ripudio. Il problema però sta nell'uso fraudolento dell'accusa maritale. La norma si ricollega alla purgazione prevista dai capitoli 202 e 213 di Rotary, per cui la moglie può purificare il sospetto coinvolgendo i consanguinei o ricorrendo a un campione. A questo punto la situazione si ribalta. L'accusatore dovrà fugare il dubbio di non aver intentato la causa in malafede solo per sbarazzarsi della consorte. Grimoaldo introduce un meccanismo per scusare il causator quando la sua accusa si è dimostrata insussistente. Infine il capitolo 8 completa la disciplina del sesto. Se lì si trattava di punire il marito che ripudia ingiustamente la moglie e si unisce a un'altra, qui si precisa il castigo per quest'ultima. Rispetto al modello visigoto, la sanzione risulta meno afflittiva perché limitata alla sola sfera patrimoniale. A trarne vantaggio sono i parenti della moglie legittima e la corte. Molto calcato è il requisito della consapevolezza e volontarietà da parte della concubina, non comune alla legislazione germanica e quanto mai opportuno per una donna che si presume facilmente raggirabile.
Se la connivenza dolosa viene accertata, va da sé che tra i due conviventi non potrà aprirsi una controversia, ma ciò che colpisce è che dall'illecito non potrà scaturire neanche una faida coi di lei parenti. Coerentemente col capitolo 6, la moglie ha diritto di ristabilire la abitazione e pretendere un trattamento degno del suo status. In definitiva, possiamo concludere che la legislazione di Grimoaldo intervenga a precisare ciò che già si trova implicito nell'editto di Rotary. L'impegno matrimoniale va onorato per se stesso e per le ricadute che ha sul piano collettivo. I coniugi non ne sono padroni e tantomeno lo può essere solo il marito. Nel principio spira un afflato cristiano. Ciò nonostante, esistono cause che ne permettono lo scioglimento con tanto di seconde nozze. Grimoaldo intende evitarne l'abuso e ancor più vuol sradicare quelle relazioni extraconiugali che, agli occhi di molti, appaiono ancora come nozze vere e proprie. L'indissolubilità predicata da Cristo è un principio ben conosciuto, ma lontano dall'imporsi, tanto nei costumi quanto nella legge. Essa comincerà ad affermarsi in senso assoluto solo a partire dall'VIII secolo. Osservati da vicino, i 9 capitoli di Grimoaldo confermano quanto già intravisto dalla storiografia più avveduta. Tutto l'editto, persino nelle sue parti più risalenti, si presenta osmotico con la civiltà in cui opera, talora assecondando fedelmente i costumi, talaltra riformando le pratiche inconciliabili con la sensibilità cristiana che si va affermando. Nascendo dalla prassi e per la prassi, non può essere un modello astratto o testimonianza di un passato cristallizzato. La tradizione viene invocata più come fattore legittimante, dispositivo irrinunciabile in un contesto privo di sovranità, che come deposito intangibile di regole date. Tradere significa consegnare e l'atto della trasmissione può comportare, nel passaggio tra generazioni, manipolazioni e fraintendimenti. Questa tradizione, pur rispettata nel suo spirito complessivo, si confronta col presente e coi modelli esterni più autorevoli. Vi ringrazio. Grazie, molto, molto interessante anche per la finezza di argomentazione. Certo, la legislazione di Grimoaldo è in qualche modo vincolata dal conservatorismo normativo dell'editto di Rotary che proibisce sostanzialmente innovazioni troppo radicali. E questo è un aspetto molto interessante che è venuto fuori benissimo dalla relazione. D'altro canto c'è un certo sforzo nei 2 ambiti che hai considerato, quello sull'usucapione e quello dei rapporti tra i coniugi, di in qualche modo intervenire, in parte mitigare, in parte venire incontro alle esigenze di una società che è ovviamente in trasformazione. Questa parte ultima sul matrimonio che in qualche modo prefigura anche in condizioni, in casi molto limitati, per le donne una certa possibilità di iniziativa. La donna non diventa mai self mundia, no? Come diceva l'editto di Rotary, però in certi casi di abusi estremi, il lenocinio e quant'altro, come dire, c'è la possibilità anche da parte della donna di porre fine a un matrimonio. Questo mi sembra un aspetto interessante di una evoluzione in qualche modo della società, di cui Grimoaldo cerca di tenere conto. È importante anche il ruolo del re come legislatore, no? Questo aspetto mi sembra anche un altro dato importante da sottolineare, cioè un protagonismo dell'istituto monarchico che interviene sulla tradizione, in qualche modo vincolato da esso, ma con la possibilità in qualche modo di plasmarla, no? Non so se ho colto con esattezza quello che in effetti va al di là, interpreta il suo potere al di là di quello che avrebbe dovuto fare stando a quel famoso articolo di chiusura dell'editto di Rotary. Fingendo invece di rispettarlo. Non arriva ai vertici dei suoi successori, però comunque apre in qualche modo apre una strada. Va bene, grazie mille. Adesso abbiamo ancora 2 relazioni
L'ultima tornerà in parte, credo, su questi aspetti di rapporto, forse no, ma insomma si parlerà di nuovo di donne, di condizione femminile, ma prima torniamo invece con la relazione di Lorenzo Passera dell'Università di Udine alla questione della monetazione, quindi emissioni e politica monetaria tra Regno e Ducati. E quindi sentiremo. Grazie a tutti. Allora, ho deciso di occuparmi di questo tema della monetazione longobarda perché esiste una dicotomia di base, un problema di fondo per quanto riguarda la monetazione. E temo che la mia relazione creerà più dubbi che dare risposte. Dicevo che mi sono appassionato a questo tema e a questo argomento perché c'è una dicotomia tra storici e archeologi. Abbiamo sentito ad esempio nella lettura della relazione di Alessandro Di Muro che era scarsissima la circolazione di monete. D'altro canto gli storici sanno benissimo che i documenti, come abbiamo appena visto, ci tramandano di multe, di sanzioni, di ingenti anche richieste di una certa valuta che tuttavia gli archeologi non trovano, non esistono. Queste monete teoricamente non esistono e quindi la monetazione longobarda, piuttosto che risolvere problemi, vedremo che io ho qualche risposta che vi proporrò e poi insomma ci sarà ampio spazio per la discussione. Il popolo dei Longobardi, o meglio l'insieme delle componenti tribali abitualmente identificate con questo nome, nonostante solo 2 secoli di dominio, nonostante dopo solo per 2 secoli di dominio, lasciarono un'orma profonda in molti ambiti oltre a quelli storici. La loro storia numismatica non fa eccezione. Se le monete longobarde sono abbastanza note, sono meno noti forse i complessi problemi pertinenti a questa serie numismatica, che sembra a prima vista semplice e lineare, quasi ovvia, ma che in realtà non è per nulla scontata e presenta consistenti temi di discussione, molti dei quali ancora irrisolti. La prima osservazione introduttiva pare doverosa e riguarda il ruolo politico da riconoscere alla dominazione longobarda. Sin dai tempi della scuola, complice una storiografia a dir poco ingenerosa, i Longobardi sono stati descritti come invasori violenti e spietati, esattamente al pari di altre popolazioni che durante il periodo alto medievale si insediarono sul territorio un tempo dominato dall'impero romano occidentale. Non volendo addentrarmi nella rischiosissima questione se si sia trattato di un'invasione o di una migrazione, per cui si debba parlare di rottura col passato, di continuità, mi pare di poter dire che dal punto di vista delle monete i Longobardi furono in piena continuità con il passato goto e bizantino. Procedendo con ordine, prima di ogni considerazione ricordo schematicamente quali sono le monete attribuite a questa popolazione. La monetazione dei Longobardi può essere divisa in 2 grandi gruppi, quella regale, che è riferibile all'Italia centro-settentrionale, e quella ducale di Benevento. Ad oggi non sono note monete assegnabili al Ducato di Spoleto. Come appare nell'immagine, che vuole rappresentare i metalli monetati dai Longobardi, si tratta essenzialmente di emissioni d'oro, in giallo, e qualche emissione d'argento, in azzurro grigio, soprattutto per le monete del Regno. Non sono conosciute monete di bronzo, coniate a nome di questo popolo. Lo sviluppo generale è simile a quello di altre popolazioni barbariche. A una prima fase di imitazione della moneta imperiale bizantina segue una fase autonoma nazionale in cui compare il nome del re longobardo o, nel caso di Benevento, del duca o del principe. Le prime monete del regno sono definibili pseudo-imperiali e copiano la moneta bizantina contemporanea. Il nominale riprodotto è il terzo di solido, ovvero il tremisse. I Longobardi, come quasi tutte le altre popolazioni barbariche, prediligono le frazioni di solido
e coniano quasi esclusivamente tramessi in tutta Europa. Le monete originali bizantine, a destra, portano il ritratto imperiale sulla faccia del dritto e una vittoria alata al rovescio, che porta nella mano destra una ghirlanda e nella sinistra un globo crucigero. Questo è il modello di riferimento per i Longobardi fino ad oltre la metà del VII secolo. Le monete pseudo-imperiali evidenziano fasi stilistiche evolutive, anzi involutive. Se in una prima fase imitativa si osserva maggior fedeltà agli originali, tanto da rendere difficile distinguere una moneta bizantina da una moneta longobarda, in seguito la somiglianza è sempre più rara. La maggior fedeltà di alcuni esemplari ha suggerito l'ipotesi che siano stati coinvolti nella realizzazione artigiani di formazione locale o magari dei monetari itineranti con una preparazione artistica comunque di ambito bizantino, cioè ravennate. Tuttavia, ed è abbastanza importante, sia emissioni fedeli che distanti dai prototipi originali bizantini, che siano sia fedeli che distanti, la qualità del metallo e il peso delle monete rimangono sempre fedeli al prototipo e rimane un metallo di altissima qualità. A partire già da Tiberio II, ma soprattutto con Maurizio Tiberio ed Eraclio, che occupano quasi tutta la prima metà del VII secolo, i tremissi pseudo-imperiali longobardi si allontanano sempre di più dagli originali bizantini contemporanei e presentano volti di profilo a dir poco grotteschi, che tradiscono l'imperizia tecnica dell'incisore del conio. Rapidamente, dagli inizi del VII secolo, si perdono i riferimenti anche alla parte epigrafica, che diventa di fatto una cozzaglia di lettere confuse e spesso senza alcun senso. Per quanto riguarda gli esemplari d'argento, il prototipo sembra essere ancora una volta la moneta bizantina di Ravenna, emessa a partire da Giustiniano I e del valore di un 24esimo del solido d'oro. Quindi di fatto 8 pezzi di questa moneta per un tremisse. Queste monete, che su un lato portano il ritratto di profilo e il nome degli imperatori Giustiniano o Giustino, mostrano a rovescio uno staurogramma tra 2 stelle e si presentano in pesi variabili che sono stati identificati come frazioni di un'unità siliqua, quindi un quarto, metà, un quarto, un ottavo. La loro datazione è incerta, ma si considerano parallele alle monete pseudo-imperiali, fino all'ultimo quarto, quindi, del VII secolo. Con Cuniperto le cose cambiano. Dapprima emette le solite imitazioni bizantine, con profilo imperiale sulla faccia del dritto e la stilizzazione della vittoria con corona e globo crucigero a rovescio, come quella che stiamo vedendo. Decide però di introdurre una novità. Pone il proprio nome sia al dritto che al rovescio. Prima c'era solo il nome dell'imperatore bizantino contemporaneo, che poi si distrugge in lettere senza senso. Con Cuniperto compare il nome del re longobardo al dritto e al rovescio. Si tratta certamente di un'innovazione importante, perché il diritto di coniare moneta apparteneva solo e soltanto all'imperatore, e il fatto che Cuniperto abbia osato firmare le monete indica certamente che è intervenuto un qualche cambiamento. Probabilmente il riconoscimento formale del regno longobardo da parte dell'imperatore Costantino IV intorno al 680, dopo gli scontri con Pertarito. Ma Cuniperto fa di più. Dopo la prima emissione di stile pseudo-imperiale che abbiamo appena visto, introduce finalmente una moneta completamente diversa, completamente longobarda. Migliora la qualità del metallo, che non ha più un colore pallido come le precedenti emissioni, ma soprattutto sostituisce la vittoria che c'era sul rovescio con il santo protettore dei Longobardi, cioè San Michele Arcangelo. San Michele è rappresentato di profilo con scudo circolare e asta con punta crociata, in questo caso stilizzata in 3 globetti. I re successivi
Ariperto II e Liutprando proseguono questa tipologia, mentre Rechis propone monete con il suo busto di fronte, con Desiderio, l'ultimo re, compaiono anche emissioni a nome di città definite Flavie. Si tratta sempre di emissioni che portano al centro una stella e al rovescio una croce potenziata. Del tutto diversa è la monetazione del Ducato di Benevento, che, per ovvia opportunità, si allinea completamente agli standard tipologici pondometrici bizantini. Le immagini proposte dai duchi longobardi meridionali sui solidi e tremissi, mentre nel regno si coniano solo tremissi, cioè terzi di solido, al sud si coniano anche solidi. Mentre quindi le immagini proposte dai duchi si richiamano molto da vicino, come vedete, all'aspetto delle emissioni degli imperatori contemporanei, le monete del Ducato, anche se quasi identiche rispetto al prototipo, come vedete si differenziano spesso anche solo per un dettaglio. In questo caso vediamo che c'è una lettera G ad indicare il duca Gisulfo I, che è l'autore di questa moneta. Detto ciò, i temi di discussione che oggi coinvolgono gli studiosi su questa monetazione sono diversi. Io do per scontato che questi oggetti siano da considerarsi monete effettive, ma per molti studiosi, soprattutto archeologi, si tratta piuttosto di pseudomonete celebrative. I Longobardi, cioè, non produssero monete con potere liberatorio. Imitarono gli esemplari bizantini con lo scopo di esibirle come simboli di status sociale, naturalmente all'interno del loro contesto tribale. A confortare questa interpretazione, che è ancora la predominante, concorrono diversi fattori. Il primo riguarda il fatto che le monete longobarde vengono principalmente ritrovate nelle tombe e quindi sarebbero parte integrante del corredo funerario, al pari degli altri oggetti personali che vengono deposti. Ne consegue che l'economia longobarda, quindi, sarebbe stata priva di una moneta effettiva e si sarebbe basata su forme di scambio di fatto primitive, come il baratto. L'interpretazione non economica della monetazione longobarda è basata soprattutto sulle evidenze archeologiche. Le monete longobarde, come dicevamo, si ritrovano per lo più in tomba e anzi, in diversi casi, sono state ritrovate monete montate a gioiello, proprio come pendagli di collana. Collane longobarde, che portano monete come pendagli, sono state recuperate, ad esempio, a Casteltrosino, a Nocera Umbra e naturalmente nelle necropoli cividalesi. Inoltre, oggettivamente, queste monete d'oro, possedevano un potere d'acquisto troppo alto, troppo elevato per l'economia quotidiana. E poiché i Longobardi, come abbiamo visto, non coniavano una moneta spicciola, l'interpretazione, diciamo così, mainstream di un ritorno ad un'economia di scambio primitiva è sembrata assolutamente giustificata. Tuttavia, a me, come ad altri studiosi, non sembra sia così. Da molto tempo è noto che nelle tombe longobarde, o comunque in contesti archeologici longobardi, sono presenti anche altre tipologie di monete. Il grafico che vedete mette in risalto che la maggioranza delle monete ritrovate in sepolture longobarde in Italia sono monete di bronzo di età tardoantica, ma sono presenti anche monete merovingie d'argento, monete di età romana repubblicana. In alcuni casi addirittura queste monete di età precedenti a quelle longobarde sono associate alle monete longobarde. Qui vedete degli esempi di monete antiche e longobarde ritrovate in una stessa tomba. Le testimonianze riguardano l'area dell'Italia centro-settentrionale, perché nei contesti meridionali, come ci è stato benissimo detto qualche minuto fa, proprio da chi mi ha preceduto, non sembra in discussione il fatto che fosse abbondante la monetazione bizantina e che
i duchi meridionali imitassero questa moneta inserendosi in un contesto economico-monetario prettamente bizantino. Quindi questa distinzione non c'è. Volendo osservare meglio uno di questi esempi, nella tomba 5 della necropoli di Villa Lancia, a Moncaleri, all'altezza del bacino dello scheletro, si ritrovarono materiali presumibilmente contenuti in un sacchetto appeso alla cintura e c'erano anche 2 monete. Queste 2 monete, evidentemente conservate insieme, risultano distanti nel tempo di almeno 300 anni. Si tratta di una moneta romana spicciola di Costantino I e di una cosiddetta siliqua d'argento longobarda databile al VI-VII secolo. Davanti a casi come questo, cioè all'evidenza incontrovertibile di una moneta romana conservata volontariamente insieme ad una moneta longobarda in un borsello, esclusa naturalmente ogni possibile casualità e residualità, alcuni studiosi sostengono oggi che i Longobardi utilizzassero per gli scambi quotidiani anche monete di età precedenti e non coniarono mai una propria moneta di bronzo, semplicemente perché di monete romane tardoantiche, e gli archeologi lo sanno molto bene, ce n'era in circolazione e ce n'è ancora una discreta quantità. Quindi esisteva e come un'economia monumentale spicciola dei Longobardi, che erano evidentemente meno sprovveduti di quanto sembrerebbe. Del resto, questa vocazione commerciale dei Longobardi ci è tramandata anche dalle fonti. Negoziaziores dalla Langobardia vennero autorizzati dal re merovingio Dagoberto I nel VII secolo a partecipare alla fiera internazionale di Saint-Denis. E allora verrebbe da chiedersi: perché i Longobardi si scomodavano a coniare monete d'oro per poi montarle a gioiello e mettersele nella tomba? Va notato, riguardo a questo punto, che non tutti i 3 missi longobardi esistenti sono montati a gioiello. Anzi, la maggior parte delle monete longobarde sono prive di apiccagnolo. I gioielli monetali longobardi con apiccagnolo montati a gioiello sembrano di fatto un'eccezione, non la norma. Esistono addirittura dei casi, come quello che vedete, in cui monete provenienti dalla stessa coppia di coni sono in un caso state trasformate in gioiello e in un altro caso circolavano libere da apiccagnolo. Quindi trasformare le monete in gioiello potrebbe essere stata semplicemente una scelta. Le monete longobarde quindi non nascevano con l'apiccagnolo, ma naturalmente senza. Va anche osservato che gli appicagnoli di sospensione sono spesso facilmente smontabili, favorendo la liberazione della moneta. Ma c'è un'ulteriore anomalia riguardo a queste collane monetali longobarde. Perché si disturbavano a coniare monete d'oro dal peso perfettamente coerente con il peso teorico di 1/3 di un solido? Per realizzare un gioiello, forse, sarebbe bastato fondere dei dischetti che ricordassero monete, magari ad una faccia sola. Quelle longobarde, invece, sono monete effettive, realizzate per coniazione e con tutte le caratteristiche formali, quindi perfettamente spendibili. Appurato che la moneta romana, soprattutto tardoantica, rimaneva nella disponibilità dei Longobardi e che i 3 missi longobardi non sono esclusivamente montati a gioielli, come potevano circolare insieme queste monete così diverse, ovvero bronzi altoimperiali, tardoantichi, 3 missi d'oro, argenti merovingi e quant'altro? Secondo quale sistema di conto? Quali regole economiche? In che modo potevano essere scambiate e valutate? Probabilmente i Longobardi, entrando nella penisola, territorio fortemente monetarizzato, riconobbero immediatamente la convenienza di utilizzare la moneta. Era uno strumento di scambio e soprattutto di misura del valore che consentiva soprattutto di riscuotere tasse e affitti o di comminare pene. Certo, sopravvisse una quota di baratto o la possibilità di riscuotere tasse in natura,
già nota e stabilita in età tardoantica del resto, ma probabilmente i Longobardi stabilirono un metro di valore basato sulla propria moneta d'oro e valutavano, probabilmente a peso, ogni merce e metallo disponibile. Tra questi beni rientravano monete romane, ma anche frammenti di metallo prezioso, come attestato nella tomba 5 che abbiamo visto. In quel sacchetto c'erano una moneta longobarda contemporanea, una moneta tardoantica, una fibbia d'argento rotta e delle lamine d'argento. Venivano pesate e valutate rispetto alla moneta d'oro di riferimento. Quindi tra questi beni rientravano le monete romane, frammenti di metallo prezioso, e tutto andava bene per rappresentare nella circolazione una frazione di valore proporzionale alla moneta d'oro. E il nostro eponimo Grimoaldo ha avuto un ruolo particolare nella monetazione. Esistono monete di ambito longobardo databili alla metà del VII secolo che hanno caratteristiche del tutto originali. Sono monete d'argento, sono tornato indietro. Sono monete d'argento coniate su una lamina sottilissima e presentano dei monogrammi. Le più note sono quelle riconosciute come emissioni di pertarito, su cui appare il monogramma per. Ma esistono esemplari, probabilmente sempre di VII secolo, con altri monogrammi. Qualche anno fa è comparsa in internet una moneta con una croce e uno strano monogramma, quella in alto a destra. Lo scioglimento del monogramma restituisce proprio Grimoald Dux e non c'è dubbio che sia da ritenersi un'emissione del nostro Grimoaldo. La moneta, praticamente contemporanea a quella di Pertarito, potrebbe testimoniare una prima emancipazione dei duchi Pertarito e Grimoaldo dai prototipi bizantini, quindi anticipando nella moneta d'argento quella riforma che poi Cuniperto ha fatto sui tremessi d'oro. Quindi da un punto di vista monetario ed economico, questi esemplari attesterebbero l'esigenza espressa da parte dei Longobardi di poter disporre di un nominale nazionale in argento da rapportare alla moneta d'oro, forse del valore di 1/8 rispetto al tremisse. Si tratta naturalmente solo di un'ipotesi di lavoro che andrà verificata, ma ancora una volta sembra proprio che anche nella monetazione Grimoaldo sia stato protagonista, come nei titoli di testa e di coda di questo convegno. Grazie. Grazie. Molto interessante. Una cosa che mi sembra di poter dire però è che se si pone, come dire, la vicenda di Grimoaldo come un possibile unificatore politico dell'Italia longobarda, questo disegno, le monete confermano. Queste le sue, sì. ma Sì, quelle di sue, Cuniperto invece dimostrano come l'ipotesi invece sia ormai completamente tramontata, no? Benevento, nell'età di Cuniperto, fanno monete di tipo bizantino e non più con il San Michele che è introdotto nel regno, no? Quindi se Grimoaldo ha rappresentato un tentativo in qualche modo di immaginare un'unità anche monetaria dell'Italia longobarda, finito il regno di Grimoaldo, questa esperienza anche dal punto di vista della monetazione, come si sa anche dagli altri dati, viene meno. E questo è interessante. E questa moneta d'argento è comparsa in internet, non si sa da dove arrivasse, dove sia finita, non conosciamo il peso. Dovrebbe essere di provenienza beneventana, essendo Grimoaldo Dux. No, assolutamente. No, la tipologia è molto vicina a degli esemplari di Eraclio, probabilmente coniati nella zona toscana. Dovrebbe essere centro Italia. Naturalmente si attribuisce a Pavia, perché Pavia, essendo stata la capitale, naturalmente era la sede più ragionevole, più probabile, così come gli altri esemplari di Pertarito. La circolazione monetaria, almeno in antichità, prescindeva spesso da
regole politiche, è molto bello creare un'unità nazionale anche attraverso una moneta, però se mi conviene per la mia sopravvivenza imitare la monetazione bizantina, io imito la monetazione bizantina, è molto più, cioè per carità, va benissimo, ad esempio le monete trovate a Campochiaro, Vicenne, di cui parlava la professoressa Somma, sono state attribuite a Benevento, Darslan, ma secondo altri studiosi vengono dalla Toscana e come ci ha detto lei è un bottino. Quindi ci sta, non sappiamo l'origine, non sappiamo c'è ancora da lavorare, insomma. Okay. Però voglio dire, se lui si intitola Dux, fa riferimento al periodo in cui è duca. Ma naturalmente, probabilmente l'argento, la pertinenza dell'argento magari era ancora ducale e l'oro regale, come può essere successo. Va bene, comunque molto interessante, effettivamente come ha annunciato ha posto più problemi che non risolverli, però appunto il lavoro degli storici procede nel porsi delle questioni e ragionarci sopra, quindi grazie davvero, molto interessante. E adesso andiamo a chiudere la sessione pomeridiana con la relazione di Carmelina Urso, già Università di Catania, sulla condizione femminile e poteri nel regno e nei ducati, quindi vedremo se queste regine e duchesse longobarde pesavano o no. Pesavano? Infatti. Va bene, grazie, allora comincio. Il secolo VII registra nell'Italia longobarda novità eccezionali. Al progressivo consolidamento dell'autorità regia, cui diede l'abbrivio già negli ultimi decenni del secolo precedente l'accorta politica di re Autari, si aggiunse la compilazione di raccolte di leggi nelle quali, da Rotari in poi, i re legislatori fecero confluire le consuetudines fino ad allora tramandate oralmente. Nel mio brevissimo cenno al corpo legislativo longobardo, al quale ben altri esperti hanno già dato e daranno ancora il loro contributo, non ci sarà spazio dunque neppure per un esame delle leggi destinate alle donne, se non per sottolineare che gli editti longobardi contengono importanti novità, ma specialmente nel diritto successorio, laddove si registrano novità veramente importanti. Da Rotari ad Astolfo, passando per Grimoaldo e Liutprando, le donne furono sempre più inserite nell'asse ereditario e soprattutto anche la donna, dal tempo di Liutprando, fu autorizzata a trasferire pro anima il terzo dei suoi beni all'istituto monastico nel quale aveva deciso di monacarsi. Anzi, nel caso in cui essa non avesse avuto figli, tale quota poteva essere incrementata fino a metà dell'intero patrimonio. Le ricadute, per quanto attiene soprattutto al tema della nostra ricerca, furono cospicue. Lievitarono infatti le disponibilità economiche degli esponenti dell'aristocrazia, in particolare delle donne, che investivano nella creazione di un nuovo monastero al fine di concentrare nel patrimonio dell'istituto parte dei cespiti familiari. La loro gestione, non la loro proprietà ovviamente, sarebbe rimasta saldamente nelle mani dei membri della casata, collocati al vertice del governo della fondazione religiosa, che si trasformava così in un formidabile centro di controllo del territorio e dunque in un centro di potere. Alcune fra le regine e le duchesse, peraltro, furono fondamentali per dare sostanza alla legittimità dinastica dei loro sposi e colmare, ove necessario, i vuoti di potere durante la minore età degli eredi, nonché per rafforzare le iniziative regie in materia di edilizia religiosa. Questo tema ovviamente io non avrò il tempo di affrontarlo in questa sede, amplificando, continuo, la visibilità della monarchia longobarda nel territorio e garantendone la memoria storica. Ora, su questo non credo che si possano nutrire dubbi, quindi c'erano delle regine e delle duchesse che avevano una grossa visibilità nel territorio. E tuttavia credo che valga la pena riconsiderare e sviluppare il tema dei poteri femminili in età longobarda con un approccio in cui emergano non tanto o non solo le più note figure femminili simbolo dell'autorità regale e ducale,
da Teodolinda a Teodorada per intenderci, quanto i termini quantitativi e qualitativi del fenomeno. Quante cosiddette donne di potere sono accreditate nei documenti di effettiva autonomia d'azione, nonostante, in quanto donne, appunto, restassero formalmente escluse dalla sfera del potere pubblico. Quante hanno lasciato memoria di sé? Di quante, invece, non conosciamo nemmeno il nome? Parecchio fra le regine, le duchesse e le principesse longobarde di rado ebbero in realtà l'avventura di assumere cariche di potere nel significato più pieno dell'espressione. Alcune beneficiarono di un certo prestigio, molte invece rimasero nelle fonti solo figure sbiadite e abbandonate talvolta nell'anonimato. Mi limiterò soltanto ad alcuni casi. Poche sono ad esempio le notizie reperibili sulla regina Rodelinda e sulla figlia Vigilinda, divenuta duchessa di Benevento. Eppure Rodelinda era la moglie del re Pertarito, forse, almeno a sentire l'epigrafe funebre del figlio Cuniperto, era imparentata con la famiglia bavarese che più volte ricorrerà nel nostro studio. Sappiamo che Rodelinda visse a lungo in esilio a Benevento con il figlio e la figlia Vigilinda, ospiti dei duchi Romualdo I e Teodorada, e che a lei è intestata la realizzazione della chiesa di Santa Maria alle Pertiche a Pavia. Su Vigilinda Paolo Diacono annota più tardi che sposò il duca di Benevento Grimoaldo II e a seguire aggiunge che il fratello, nonché successore di quest'ultimo Gisulfo II, ebbe in moglie Vineperga, che gli partorì Romualdo II. Tutto qui. Niente ci viene riferito su Giselperga, duchessa di Benevento al fianco del duca Gregorio, nipote di Liutprando, e appena qualche dato in più possiamo rintracciare sulla duchessa Anna, uxor di Godescalco, il successore di Gregorio, la quale è coinvolta nel tentativo di fuga da Benevento di Godescalco e pare che riuscì, forse a differenza del duca, a mettersi in salvo in Grecia con tutte le sue sostanze, tutti i suoi averi. Oppure, come si legge in un giudicato di Arechi II del 766, morì assieme a Godescalco. Ben altri commenti richiedono le vicende relative a donne che per la loro origine o per il loro contributo alle pratiche, nonché agli intrecci politici, religiosi e culturali, contrassegnarono la storia longobarda accanto ai re e ai duchi loro sposi. Erano state scelte, specialmente nei primi tempi della storia longobarda, con accuratezza per procurarsi un funzionale collegamento con quei popoli, in primis i franchi, che avrebbero potuto ostacolare i piani espansionistici della regalità. Lo confermano appunto le opzioni di Alboino, ma su questo mi pare che il collega Stoffella ha già informato i presenti, e ancor di più quelle di Autari. Il suo primo tentativo, che puntava a stringere connessioni più forti con i Merovingi attraverso le nozze con Clodosinda, sorella questa Clodosinda del re d'Austrasia Childeberto II, fallì, perché gli fu preferito il cattolico re Caredo, re dei Visigoti. Il secondo invece andò in porto e Autari sposò nel maggio 589 la bavara Teodolinda, figlia del duca di Baviera Garibaldo, e di Valderada, figlia di re Vacco, e dunque esponente per parte di padre della famiglia degli Agilolfingi e per parte di madre della dinastia dei Letingi. Teodolinda recava al re longobardo una legittimità enorme. La regina rinvigoriva il legame con il mondo franco, poteva stabilire alleanze sia interne che esterne, sto citando da Walter Pohl, con il potenziale di controllare la via d'accesso per la Valle d'Adige e di creare un asse di opposizione alla corte austrasica di Brunilde, l'energica regina franca d'origine visigota. Alla morte di Autari, il successore, il duca di Torino Agilulfo, dovette forse la carica regia proprio a Teodolinda, che lo volle al suo fianco, inaugurando quella che si può definire una prassi di trasmissione della corona attraverso la vedova di re. Anche questo è un punto che sarà poi ripreso nello scritto.
La spiccata personalità di Teodolinda si tradusse in un forte ascendente sullo sposo Agilulfo e nell'apprezzamento generale. Non a caso Gregorio Magno la riconobbe come interlocutrice principale e puntò sulla sua collaborazione per raggiungere importanti obiettivi anche di ordine politico. Teodolinda fu infatti protagonista del suo tempo e contribuì a diffondere una vasta e positiva eco sulla rilevante posizione dell'Italia longobarda nell'Europa dei regni romano-barbarici. Ne è testimonianza la lettera del sovrano visigoto Sisebuto, piena di elogi per la politica religiosa di re Adaloaldo, salito al trono alla morte di Agilulfo, politica religiosa quindi di re Adoaldo e della madre. La giovane età di Adaloaldo e il suo stato di salute, che sembrava potesse comprometterne le facoltà mentali, agevolarono la presa del potere del duca di Torino Arioaldo, allora sposato con Gundeperga, sorella di Adaloaldo e dunque figlia di Agilulfo e Teodolinda. Quelle nozze erano servite con ogni evidenza ad Arioaldo per porsi nella continuità della stirpe letingia e ambire alla corona, come nei fatti avvenne. In seguito, morto Arioaldo, Rota risalì al trono dopo aver sposato, anche forse con l'intento di raccordare il partito cattolico con quello ariano, proprio Gundeperga, vedova del suo predecessore. Nessuna donna erede al trono, però, nessuna discendenza diretta di padre in figlio, bensì la gestione della corona da parte dello stesso gruppo familiare per via femminile. Infatti, dopo la scomparsa di re Adaloaldo si susseguirono una serie di sovrani della linea letingia bavarese, tutti collegati in vario modo a Gundeperga, vale a dire Arioaldo, Rotari, sposi di Gundeperga, e poi il figlio Rodoaldo. Tralascio qui ovviamente altri aspetti e passo a considerare che una tale successione segue una linea orizzontale ed esalta il ruolo femminile tanto che si può definire cognatizia più che agnatizia. È la donna, cioè, che trasmette il prestigio della sua famiglia. Alla regina dunque è assegnato un ruolo straordinario. Fu poi durante l'ascesa di Grimoaldo che la strategia matrimoniale di norma attuata al fine di sfruttare la forza della stirpe confermò la sua carica politica e punteggiò i successi della corona. Durante le fasi convulse e sature di accordi, scontri, tradimenti che segnarono la sua ascesa al trono, Grimoaldo puntò sugli amici et adiutores nelle città, sui duces, nonché su una parte dell'aristocrazia longobarda del nord Italia. Era suo intento coagulare attorno a sé il consenso dei longobardi locali, stringendo con loro un vero patto di fedeltà. Proprio in questo contesto, a garanzia degli accordi stipulati, si fece ancora una volta affidamento su prestigiosi e mirati vincoli matrimoniali. Ciò detto, può sorprendere che con un calcolo il cui significato strategico, ammesso che ne avesse uno, ci sfugge, Grimoaldo, all'incirca il tempo in cui assunse il titolo di duca di Benevento, avesse sposato Itta, una donna di origini aristocratiche ma ridotta allora in schiavitù. Forse a Grimoaldo non erano ancora chiari i suoi stessi obiettivi politici, a meno che non si concordi con Ernesto Sestan, per il quale, cito, la nobiltà è un qualche cosa che si trasmette di padre in figlio e che non si perde per nessuna avversità della fortuna, nemmeno nella miseria o nello stato di schiavo. Dunque Itta era una prigioniera, sì, ma di alto lignaggio. Da lei Grimoaldo ebbe 2 figlie, una delle quali, di nome Gisa, morì in Sicilia ostaggio dell'imperatore Costante II, e almeno un figlio, quel Romualdo che sostituì il padre nel ducato beneventano quando quest'ultimo lasciò Benevento e decise di prendere il potere a Pavia. Dell'altra sorella di Romualdo, solo così la cita Paolo Diacono, sappiamo, ma è l'unica notizia che ci offre la fonte, che fu più tardi data in sposa al nuovo duca di Spoleto, Transamonto. Eguale voto di notizie registriamo sulla sorte di Itta. Ma è noto, invece, che per legittimare il suo ufficio regio, lo stesso Grimoaldo, poco tempo dopo essere diventato re, ebbe l'accortezza
di sposare in seconde nozze la figlia di re Ariperto, rimasta anonima, nonostante fosse ben chiara l'utilità politica dell'unione. Questa volta, infatti, Grimoaldo si era mosso nel solco dell'antica tradizione, consapevole che quel matrimonio gli conferiva, per una lunga trafila di discendenze femminili, le ragioni dinastiche della vecchia casa dei Reletingi, che lo stesso mito dei Longobardi destinava a regnare perennemente. Sempre in tema di politica matrimoniale, Grimoaldo, per saldare il nesso fra il centro e la periferia, diede sposa al potente alleato Transamondo, già conte di Capo e insediato poi a Spoleto nel 663, una sua figlia, quella della quale non conosciamo il nome. In seguito, dopo aver sedato la ribellione del duca Lupo e aver consegnato il Friuli a Vecchettari scalzando il successore Arnefrit, fece sposare Teodorada, la sorella di quest'ultimo, dunque la figlia del duca Lupo, con il proprio figlio Romualdo, duca di Benevento. Grimoaldo centrava così più risultati, otteneva di accogliere Teodorada nella sua parentela e di scongiurare l'eventualità che i fedeli seguaci di Lupo potessero tramite la figlia avanzare pretese sul titolo ducale di Benevento, chiaramente. In altri termini, in Friuli le aspirazioni autonomistiche erano state tenacemente arginate dalla regalità. Anche Liutprando, la cui consorte Guntrude, per la verità, pur discendente del ceppo bavarese, resta una figura evanescente. Comunque anche Liutprando, dicevo, fece ricorso allo strumento matrimoniale per sorvegliare i ducati. Questi interessi furono cioè propedeutici alle nozze fra il duca di Benevento Romualdo II e la nipote del re Gumperga, figlia della sorella Aurona, e dopo la morte di Gumperga le nozze con Ranigonda, figlia del duca di Brescia Gaidoaldo. E non è finita, riguarda anche Benevento, ma a fini più ambiziosi, il piano matrimoniale, per così dire internazionale, elaborato con attenzione dalla corte longobarda al tempo di re Desiderio. Le principesse longobarde furono così destinate: Adelperga al duca di Benevento Areghi II, Liutperga al duca di Baviera Tassilone III e la terza, la più giovane, su cui nome forse Mengarda o forse Gerperga, gli storici non concordano, all'erede di Pipino il Breve, Carlo Magno. Le loro mete erano nell'ordine, e l'immagine geografica dà conto della portata politica e diplomatica del disegno, le rive dell'Ofanto, del Danubio e del Reno. Per completezza di informazione aggiungiamo ovviamente che per il principe Adelchi fu previsto il matrimonio con la principessa carolingia Gisella. Con ogni evidenza la monarchia longobarda, pur in declino, tramite le sue donne provava ad allargare ancora il suo respiro europeo. Quanto emerso fin qui dimostra che il prestigio della regina era semmai il riflesso del potere che il suo sposo gestiva, talvolta, ed ecco il paradosso, proprio in quanto tale, in quanto suo sposo. Il potere della regina non era comunque di ordine squisitamente politico, con un'unica eccezione: la reggenza. In età longobarda la funzione delle regine, pure delle duchesse, non sempre si esauriva alla morte del re o del duca, atteso che in presenza di un erede minorenne a loro fu attribuita la capacità di guidare il regno o il ducato in qualità di reggenti fino alla maggiore età del figlio. Tralascio adesso di considerare per motivi... Quanto ho ancora? Ok, tralascio ora allora di considerare la reggenza di Teodolinda, che comunque scattò ovviamente quando morì a Gilulfo, e che Teodolinda portò avanti con il supporto di eminenti rappresentanti della burocrazia romana, per ricordare invece che anche alcune grandi duchesse di Benevento, Teodorada oppure ancora Scauniperga, ebbero questa possibilità, quella di diventare reggenti in nome dei figli minorenni. Per come dire, affermare meglio la loro autorevolezza, ricordo
che per esempio abbiamo diversi precepta con i quali Teodorata, per esempio, concedeva protezione ai monasteri, al monastero femminile di Santa Maria in Luogo Sano, o la protezione ducale ancora a San Gregorio, monasteri da lei stessa fondati peraltro, e soprattutto la coniazione di monete con incisa l'iniziale S di Scauneperga accanto alla L del nome del figlio, ma con la S di Scauneperga a sinistra, a indicare il personaggio di maggiore rilievo. Un unicum nel ducato, atteso che né Teodorata né altre duchesse beneventane furono così omaggiate, ovviamente. Un unicum, se si pensa, ancora più rilevante, se si pensa che in Occidente era dai tempi di Galla Placidia, reggente il nome del figlio Valentiniano III, che non si coniavano monete al nome di una donna. Altrettanto rimarchevole, per esempio, fu la vicenda della principessa duchessa Adelperga, figlia di Desiderio e sposa di Arechi II di Benevento, che dimostrò le sue abilità politiche e diplomatiche nel momento in cui, morti sia il figlio Romualdo sia Arechi, nell'estate del 787 si trovò a districare, assieme ai suoi consiglieri, un difficile confronto con i diplomatici inviati da Carlo Magno e da Bisanzio, per definire la situazione del ducato, compresa la successione in quei territori dell'altro figlio, Grimoaldo, allora in mano nemica, al quale fu infine permesso di rientrare nel ducato. Insomma, è del tutto evidente che ai ruoli di genere, vale a dire ai ruoli di moglie, madre e vedova, alcune donne d'età longobarda seppero coniugare ruoli politici. Furono cioè in grado di farsi valere anche sul piano della rappresentazione del potere. Comunque sì, è stato scritto che un confronto tra le nostre protagoniste, le contemporanee regine o anche, per esempio, le principesse merovingie, sarebbe impietoso. Forse solo Teodolinda, la regina Langobardorum di Gregorio Magno, gloriosissima consorte di Agilulfo, potrebbe reggere il paragone con le regine merovingie Radegonda, ma soprattutto Brunechilde, Fredegonda, le tremente cognate, e poi ancora Baltilde, oppure addirittura con le principesse Clotilde e Basina, che erano le figlie di Chilperico e Childeberto, fiere e spregiudicate organizzatrici della rivolta nel monastero fondato da Radegonda a Poitiers. Eppure, e chiudo, nelle fonti, tramandata nella trasmissione del mito sulle origini longobarde, non fu forse una donna, Gambara, cito, tra loro forte di ingegno e provvida nel consiglio, sulla cui saggezza essi, i longobardi, facevano grande affidamento, l'eroina? E non è rilevante che nei momenti più duri dello scontro con i Vandali, mentre questi ultimi si rivolgevano a Wotan, Gambara e i figli risolvevano a favore dei Longobardi la situazione, pregando invece la moglie di Wotan, Frea, che in loro favore interveniva presso il marito. Cioè le donne nella storia longobarda hanno avuto già dai tempi iniziali un ruolo forte e riconosciuto. Grazie. Bene, molto, molto interessante, perché accanto ai casi noti di regalità, che come il più celebre Teodolinda, ma anche Gundeperga, e poi l'abbiamo visto anche tra le duchesse, in qualche modo il potere si trasmette attraverso il matrimonio con la vedova del sovrano o del duca precedente. E poi c'è questo ruolo fondamentale nelle reggenze, la fondazione di monasteri, le monete, e quello è un potere oggettivo. E quindi queste donne longobarde, anche quelle tutto sommato anonime, si capisce che contano comunque, contano sia per contrarre delle alleanze, quindi sono usate tradizionalmente come strumento di diplomazia, e a volte sì, esatto, però si capisce che non sono mai, come dire, mi viene in mente, perché visto che hai fatto il paragone con le regine franche, che uno dei motivi per cui San Colombano se ne va dalla Borgogna e dall'Austrasia è che lui contesta i matrimoni
concubinari con donne da poco che Brunilde fa fare ai suoi nipoti, figli e nipoti, perché e dice i figli nati da questi matrimoni non hanno legittimità al trono e tu li tieni solo per... che deteneva veramente il potere, lo fa andare via. Esatto, lo fa andare via, però voglio dire nel mondo longobardo questi matrimoni, come dire, di basso rango, diciamo concubine che diventano regine, non ci sono, perché le regine hanno una funzione politica innanzitutto di trasmissione del potere, in secondo luogo di esercizio, come dicevi, da reggente. Quindi c'è questo elemento di differenza che mi sembra interessante. Va bene, e con questo la serata è terminata, grazie della pazienza e della bontà di averci voluto ascoltare.